Buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi in questa puntata avremo ospiti in studio Barbara Odorico di Forza Italia, vicepresidente della Sesta Commissione, e Giorgio Sclip, consigliere comunale della lista Russo Punto Franco. Se vorrete dialogare con i nostri ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta oppure scrivendoci una mail, stesse modalità per fare le vostre segnalazioni. Avremo naturalmente anche la nostra rassegna stampa e poi anche collegamenti esterni. Oggi, lo sappiamo, da oggi chiude la Galleria Sandrinelli, quindi potrebbero esserci problemi per quanto riguarda il traffico, poi ne parleremo anche nel collegamento con la polizia locale e seguiremo un po' l'andamento della mattinata. Ma cominciamo subito con la pagina del Tempo, andiamo a vedere il sito dell'Osmer ARPA regionale. Sulla regione l'avvicinamento di una depressione favorisce l'afflusso di correnti umide sud-occidentali. Oggi nelle ore centrali della giornata passerà un veloce fronte atlantico, seguito poi domani ancora da correnti sud-occidentali. Giovedì arriverà un altro fronte atlantico. Quindi vediamo la situazione di oggi. Martedì 7 gennaio, cielo coperto con piogge deboli o moderate sulla costa, in genere abbondanti, localmente intense, sull'alta pianura e sulla fascia prealpina. La quota neve inizialmente 800 mm, poi in risalita fino a 1200-1400 sulle zone interne, 1400-1600 sulle prealpi. Possibili nevicate abbondanti ad alta quota su Alpi e Prealpi Giulie e sulla Carnia orientale. Possibili temporali. Dal pomeriggio attenuazione delle precipitazioni, cessazione in serata, soffierà vento moderato da sud o sud-ovest sulla costa e anche in quota. Possibili foschie o nebbie in serata, specie sulla pianura. Vediamo anche domani, mercoledì 8 gennaio, al mattino cielo nuvoloso con possibili foschie o nebbie, in giornata cielo in prevalenza coperto con possibili piogge sparse intermittenti, in genere deboli sulla fascia orientale, più probabili in serata, quota neve a 1000-1200 metri, possibili foschie. E ancora invece il cambiamento di meteo da giovedì 9 gennaio, cielo coperto con piogge da moderate ad abbondanti, anche intense sull'alta pianura e sulla fascia prealpina, quota neve a 1300-1600, in giornata in calo, poi in serata fino a 800 metri circa. Sulla costa e in quota soffierà vento da sud da moderato a sostenuto, temperature sopra la media del periodo. Queste le previsioni meteo. Allora andiamo invece ora a vedere le prime pagine dei quotidiani che sono in edicola quest'oggi. Cominciamo con il Piccolo di Trieste. Andiamo a vedere che si fa un'analisi della sanità regionale. In primo piano sanità, servizi ampliati. Il decreto nazionale e la sua applicazione in Friuli Venezia Giulia. Aggiornate le tariffe e la valutazione entro marzo. Dalla celiachia ai tumori il servizio pubblico inserisce ulteriori visite ed esami erogati gratis o con ticket. Quindi dagli screening neonatali agli esami per controllare anoressia e bulimia sono alcuni esempi dei nuovi ingressi nei LEA, i livelli essenziali d'assistenza, prestazioni e servizi che il Servizio Sanitario Nazionale fornisce gratis o su pagamento di una quota, il ticket. Vari gli ambiti di cure e prestazioni che da quest'anno verranno fornite gratuitamente o con ticket. Vediamo ancora i nodi della politica. Il terzo mandato, Gasparri chiude, il PD attacca, inutile balletto. Andremo a vedere la politica interna appunto anche nelle pagine interne del giornale. C'è anche il caso, il governo nessun accordo, smentisce quindi questo accordo per i satelliti di SpaceX, opposizione all'attacco sulla trattativa con la società di Musk, quel rapporto privilegiato che incrina l'Unione Europea e il commento. Ancora il caso Sala, l'Iran, l'arresto di Abedini non c'entra con il caso di Cecilia Sala. Vediamo ancora la cronaca terribile, bambino di 13° muore in vacanza in Egitto, rotatoria di Viale Campi Elisi, cantiere al via a inizio estate, e poi tra serbi e greco-ortodossi la giornata di festa e riti. Vediamo anche gli esteri, Austria, l'ultradestra, il mandato per il governo. Qui c'è anche la fotonotizia di Trieste, epifania di porte aperte per mostre e musei civici che hanno avuto molte visite, quindi grande successo.
Ancora la cultura, fallaci e biagi classici da 50 anni e poi le parole di Moore, di Demi Moore, ai Golden Globes. Vediamo stessa pagina però dell'edizione di Urizia Monfalcone del Piccolo, c'è la fotonotizia curiosa: a Ronchi dei Legionari un nuovo successo per la manifestazione, più di 1000 tifosi a bordo pista per il curling Bisiac. Allora andiamo a vedere le altre prime pagine dei quotidiani che sono in edicola oggi, quotidiani nazionali. Cominciamo con il Corriere della Sera, scontro sui satelliti di Musk, anche qui è un tema che troviamo un po' su tutti i giornali. Il governo, non c'è un'intesa firmata, l'opposizione attacca Meloni in aula. Nota di Palazzo Chigi, con SpaceX normali interlocuzioni, l'imprenditore pronti a fornirvi servizi. Poi anche sempre per quanto riguarda lo scenario internazionale, Canada, la resa di Trudeau, si dimette l'icona liberal, l'annuncio del premier. In Italia invece lo strappo e gli scenari, Belloni lascia la guida degli 007, chi è in corsa per sostituirla. Una rimonta incredibile, la Supercoppa al Milan, in prima pagina sul Corriere, la finale di Riyadh, l'Inter era in vantaggio di 2 gol, poi è entrato Leao. Milano, il caso degli abusi a Capodanno, via all'inchiesta, al vaglio video e racconti. Ancora l'errore di sottovalutare la sicurezza, una priorità anche per la sinistra, il commento di Walter Veltroni. Vediamo ancora sempre su Corriere, Moore miglior attrice, Globes, il trionfo del boss trans, e poi Lotteria Italia, il premio da 5 milioni a Somalia in provincia di Lodi. Vediamo la Repubblica, tutti contro Musk, Meloni frena sull'intesa da 1,5 miliardi per l'uso di Starlink, nessuna firma, dice il patron di SpaceX, noi pronti, l'opposizione va all'attacco, fatto grave, premier che rischia in Parlamento, Schlein, non svendiamo il paese. L'allarme dell'Unione Europea, le accuse di Macron e Starmer, basta ingerenze. Quel segnale di Zelensky alla Casa Bianca, ancora per quanto riguarda la situazione in Ucraina, sempre per gli esteri, anche qui il caso, le dimissioni di Belloni, non ne potevo più, per quanto riguarda appunto gli 007 italiani, qui invece appunto la foto, Trudeau lascia dopo 10 anni, Trump ora il Canada a noi. Andiamo ancora avanti, la Stampa, Musk, Meloni, tensione UE. L'Iran, Sala ha violato la legge islamica, no all'estradizione di Abedini, l'apertura degli USA. Palazzo Chigi nega la firma sul contratto con SpaceX, il tycoon, noi pronti, Schlein, svendono l'Italia. Tutte le liti nel governo dietro l'addio di Belloni, il caso dei servizi segreti, modi e tempi sbagliati per l'Italia e per Cecilia, è un altro commento che troviamo oggi sulla Stampa. Vediamo le idee, l'amaro paradosso delle nostre tasse che puniscono i cittadini più deboli, un approfondimento. Poi vediamo anche 2 foto significative, una particolarmente così toccante, orrore Naima in fuga dall'Etiopia, legata e frustata in Libia, e poi Danubio Bruno, il titolo suggestivo, Austria, governo al leader dell'ultradestra Kickl. Poi ancora la scuola, i professori anziani sfiniti dalle scartoffie, e poi il dibattito, ecco perché da madre mi sono scoperta fragile. Il Fatto Quotidiano, vediamo gara Meloni-Salvini, a chi è più filo Musk, corsa contro il piano dell'Unione Europea, così questa è la lettura appunto del Fatto Quotidiano. Poi dietro i nuovi padroni, Visibilia, gruppo elvetico, sponsor con pregiudicati. Emilia Romagna Rossa, il PD non paga l'affitto, chiusi 4 circoli su 10. Abedini, il governo verso il no all'estradizione negli Stati Uniti, Meloni vuole chiudere tutto prima che si insedi Trump. I 10 giorni cruciali, giovedì la Premier vede Joe Biden e il 15 i giudici decidono sui domiciliari. Il caso, ancora il caso della giornalista detenuta in Iran. Vediamo ancora il Giornale, Musk fa impazzire la sinistra, ciclone sull'Europa, l'ipotesi di un accordo smentito, Italia, SpaceX, e le critiche al Premier inglese scatenano i progressisti. Caso Sala, sponda degli USA sul detenuto iraniano. Vediamo ancora Charlie Hebdo, 10 anni dopo, dalla follia islamica all'autocensura.
Vediamo ancora, vince il derby d'Arabia, rimonta Supercoppa al Milan il primo trofeo, poi ancora l'addio al vertice dei servizi segreti, la verità sul caso Belloni, già pronto il successore. L'antimafia, Fratelli d'Italia, fuga di notizie, Ascari si dimetta. L'aggressione di Capodanno, violenza sessuale di gruppo, a Milano parte l'inchiesta. Vediamo Libero, la serie sul Duce, fanno i fascisti e poi si pentono, raffica di interviste di attori e regista del nuovo M, fare la fiction è un dolore, ma li hanno costretti, chiede Libero. L'addio di Trudeau e l'alta mortalità dei leader a sinistra e l'analisi nell'editoriale di Mario Secchi, il caso di Milano, aperta indagine sulle violenze di Capodanno. Andiamo ancora avanti, il Sole 24 Ore, banche globali 50 miliardi di ricavi a rischio per la concorrenza dei fondi. Poi ancora telefonie, robot, computer a Las Vegas e già futuro, apre il CES, il salone tech più importante. Via il ritiro dal Libano, l'ONU accusa Israele per spari a un convoglio che trasportava aiuti umanitari. E poi il conflitto sempre a Gaza, imboscate, mordi e fuggi, la guerra asimmetrica di Hamas contro Israele. Anche qui le dimissioni al DIS, Elisabetta Belloni lascia in anticipo il vertice dell'intelligence. Ancora questo stesso caso è trattato sul Domani, SpaceX, Musk smentisce Meloni, le mani di Mantovano sui servizi, Belloni lascia il DIS in polemica con il sottosegretario, andrà in Unione Europea, caccia al successore. E poi H. Renzi ai fascisti, Fratelli d'Italia sapeva, Alemanno, membro della fondazione AN Svela, tutti sapevano, io avrei rivendicato la scelta. Si è tornati insomma su questo caso che aveva fatto molto discutere. Allora torniamo sul piccolo, il piccolo di Trieste, per vedere le notizie più vicine a noi. Allora tutto questo approfondimento sulla sanità, nuovi esami e servizi specialistici nel pubblico, questo è il titolo principale appunto del piccolo, dagli screening neonatali fino agli arti artificiali a tecnologia avanzata, le prestazioni in più erogate gratuitamente o pagando il ticket dal 2025. Li trovate oggi tutti elencati e approfonditi sul piccolo. Il 30 dicembre scorso è entrato in vigore il decreto tariffe che aggiorna pure i costi. Dopo l'adeguamento in Friuli Venezia Giulia si valuterà entro il 31 marzo un bilanciamento. L'AIOP, ospedalità privata, dice servono inoltre dei diversi percorsi assistenziali. Ancora interventi chirurgici negli ospedali regionali, ridotti i tempi d'attesa. L'ultimo report sull'attività del sistema relativo al periodo fra gennaio e settembre dell'anno scorso, dati in miglioramento a partire dall'oncologia, giù pure gli accessi di codici non urgenti ai pronto soccorso. E qui vediamo appunto un'immagine proprio del pronto soccorso, dell'arrivo di un'ambulanza. Sulle urgenze nessuna azienda raggiunge però il target del 90% di risposte entro i termini, media del 61%, Asugi al 71%. Nelle operazioni da effettuare entro un mese per patologie tumorali guidano CRO e ASUFC. Capitolo screening, obiettivi di adesione, ok su cervicouterina e mammella, ma si resta indietro sul colon retto. Nei pronto soccorso degli hub i codici azzurri scendono del 30% e negli spoke del 27%, i codici verdi del 31% e del 32% rispettivamente. Si fa un gran parlare in questo momento naturalmente per i nodi della politica, del terzo mandato, della possibilità stoppata, insomma terzo mandato, Forza Italia frena, no da Roma, il responsabile enti locali del partito Gasparri chiude, confronto con esponenti del territorio da nord a sud. È una partita che si gioca su più tavoli, scrive Paolo Mosanghini nella sua analisi. Qui vediamo l'attacco del Partito Democratico, un inutile balletto, dicono i rappresentanti, a farne le spese i cittadini. Conti, la segretaria regionale, pensino alle crisi. Moretuzzo, del patto per l'autonomia, invece il limite è un contrappeso. Tutte le forze appunto dell'opposizione si scagliano contro questa vicenda.
I nodi della politica, lite con Fratelli d'Italia, ricerca di altri appoggi, la Lega per il Veneto è pronta a tutto. Il retroscena della tensione fra alleati, possibile anche lo scambio con la Lombardia. Contatti informali tra il Carroccio, Italia Viva e Azione. Scenari possibili se si arriva allo strappo. C'è davvero gran caos appunto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Ma andiamo ad approfondire le notizie di casa nostra nella pagina della cronaca di Trieste. Eccola qui. Allora ci sono diverse foto, un lungo articolo che occupa le prime 2 pagine, l'apertura straordinaria di mostre e musei civici, calamita triestini e turisti nella giornata di ieri che ha offerto appunto questa possibilità, una giornata piovosa e festiva, più che piovosa insomma piuttosto umida, e allora centinaia di visite in poche ore per la decisione di non chiudere nel lunedì festivo. Corsa agli abbonamenti annuali scontati, incentivo a scoprire la nostra città. I residenti chiedono più occasioni simili, ma servono maggiore pubblicità sugli orari e giornate con ingressi a prezzo scontato, dicono. Il Castello di San Giusto, l'attrazione più gettonata, 140.000 ingressi in 12 mesi. C'è tutta l'analisi appunto dei vari musei e delle mostre presenti in città. Convinti di poter vedere gratis McCurry, rinunciano a entrare, hanno frainteso. Qualcuno credeva che la rassegna fotografica al Salone degli Incanti fosse a ingresso libero, ma pochi protestano. C'è stato però anche qualche caso di questo tipo. Vediamo ancora il rito che c'è stato ieri 6 gennaio, la comunità di Trieste, i greco-ortodossi e la celebrazione col rito della croce lanciata nel mare. Nel giorno in cui il mondo cattolico festeggia l'Epifania, il metropolita Policarpos ricorda il battesimo di Gesù Cristo. La Befana e l'Epifania, tutte le feste portano via, si usa dire, ma non a Trieste, dove ieri i greco-ortodossi hanno festeggiato la Teofania, mentre oggi l'importante e radicata comunità serbo-ortodossa celebra il Natale, quindi buon Natale ai tantissimi serbi presenti appunto nella nostra città. Ma rivediamo insieme il servizio di questa suggestiva cerimonia, questo rito che ormai si ripete da molti anni anche qui a Trieste, dei greco-ortodossi, del lancio della Croce Santa in mare. Vediamo. Χριστέ ο Θεός ημών και στη δόξα να πέμβεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. È il lancio della Santa Croce in mare, il momento più suggestivo e sentito della cerimonia greco-ortodossa dell'Epifania del Signore. Un rito che si è ripetuto anche quest'anno a mezzogiorno davanti a una folla di fedeli sul Molo Audace. Dopo la benedizione delle acque, la croce è stata lanciata nello specchio d'acqua dall'officiante e immediatamente i volontari si sono tuffati per recuperarla e riportarla alle autorità religiose presenti, ottenendo in questo modo un particolare merito. Il rito necessita di un'apposita preparazione da parte delle persone che scelgono di tuffarsi nell'acqua gelida. La festa dell'Epifania o Santa Teofania è uno dei momenti più importanti del calendario religioso per la comunità greco-ortodossa, molto numerosa a Trieste. Si tratta del momento in cui Gesù adulto è manifestato come figlio di Dio dalla voce del Padre e dalla colomba dello Spirito Santo. Prima del lancio della croce, questa mattina si è celebrato nella chiesa di San Nicolò dei Greci il pontificale della Divina Liturgia, presieduto dall'arcivescovo ortodosso d'Italia Policarpos, assistito dall'archimandrita Miliaris. Concluso il pontificale in chiesa, i fedeli hanno raggiunto il Molo Audace in processione, guidati dall'arcivescovo e dall'archimandrita. La benedizione dell'acqua rinnova nei fedeli la grazia del battesimo. E torniamo ai riti religiosi della nostra città, davvero tanti e vari. C'è stato quello naturalmente cattolico, la Messa dei Popoli alla Madonna del Mare. Vediamo qui il vescovo Enrico Trevisi in piazzale Rosmini, e poi la vigilia di Natale dei serbi nel Vespro a San Spiridione. Ieri appunto era la vigilia di Natale, oggi invece si celebra solennemente il Natale, festa solenne per il gruppo nazionale più numeroso con i suoi 7.000 membri
membri. La differenza di data è dovuta all'uso del calendario giuliano invece del gregoriano. Il nostro cuore deve essere come un presepe affinché il Signore riesca a entrare per portare la pace. Così padre Raško Radović, parroco della comunità serbo-ortodossa di Trieste, ieri sera al termine del vespro solenne della vigilia di Natale nella chiesa di San Spiridione. Vediamo una sola giornata e 3 diversi significati, l'intreccio di storia, appunto abbiamo visto poi tante foto e tante immagini della giornata significativa dal punto di vista religioso per la nostra città. Rotatoria di Viale Campi Elisi, cantiere al via a inizio estate, approvato il progetto di fattibilità per la rotonda all'incrocio con via San Marco, poi verrà regolato anche l'accesso alla piattaforma logistica da via Italo Svevo. Qui vediamo una bella panoramica dell'incrocio tra Viale Campi Elisi e via San Marco vicino al supermercato PAM, appena dopo il ponte ferroviario, dove a partire appunto da quest'estate inizieranno i lavori per la realizzazione proprio della nuova rotatoria. Sempre in tema di lavori stradali, da oggi e fino a domenica sarà chiusa al traffico Galleria Sandrinelli, e ne parleremo anche fra poco con il collegamento con la polizia locale, nella quale potremo usare proprio le immagini della galleria che va a chiudere, perché immaginiamo insomma che sia un po' il fatto principale della giornata dal punto di vista del traffico. Allora più tardi appunto parleremo anche di questo con la polizia locale. I lavori sono dovuti alla manutenzione e al rifacimento anche in qualche caso della condotta idrica che scorre appunto sotto la carreggiata all'interno proprio della galleria. Andiamo ancora avanti, vediamo che si parla anche del degrado, ne parliamo spesso anche noi nelle palazzine Ater di Valmaura, materiali edili e cumuli di rifiuti, situazione peggiorata nel comprensorio delle case popolari, finestre rotte, elettrodomestici, auto e scooter abbandonati. E le foto che fanno da corredo all'articolo di Giampaolo Sarti sono piuttosto significative e purtroppo abituali anche per i residenti di Valmaura. I muri sono lordati da scritte di ogni tipo, qualcuno ha divelto pali e segnaletica. Ancora ladri in viale al Boston Boulevard entrano sradicando una grata. Vediamo le indagini dei carabinieri. Il pub Boston, in viale 20 settembre, visitato dai ladri, furto nella notte alla vigilia dell'Epifania, in viale 20 settembre, ignoti sono riusciti ad accedere al locale da una finestra della corte interna dello stabile, un colpo comunque studiato da qualcuno che era al corrente che il locale dunque fosse dotato di una finestra sul retro e quindi lontana dalla vista del più frequentato viale, proprio a 2 passi dal Teatro Rossetti. Allora, come dicevo, possiamo collegarci con i vigili, con la polizia locale, utilizzando appunto le immagini del servizio che abbiamo realizzato ieri sulla chiusura della Galleria Sandrinelli, perché soprattutto di questo che parleremo, immaginiamo, con l'ispettore capo Lionello Schillani. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, buongiorno. A tutti i telespettatori. Buongiorno, allora da oggi si chiude, no? Ci sarà un po' di caos di traffico, cosa ci può dire? Sì, allora va da sé che naturalmente chiudendo la galleria delle ripercussioni sul traffico saranno inevitabili. Al momento inizierei a dire che la notte è trascorsa solo con interventi di routine, quindi da questo punto di vista nulla da segnalare. Attualmente non abbiamo interventi in atto, il traffico è scorrevole e andrà via via aumentando. La cosa più importante mi tiene a ribadire che la chiusura avverrà dalle ore 8:30, quindi diciamo il primo lasso di tempo, la prima ora di punta, che di solito è tra le 7:30 e 8:30, non verterà con la chiusura della galleria, quindi si potrà transitare fino alle ore 8:30, quindi diciamo l'inizio delle scuole che è previsto per le 8 dovrebbe agevolare questo. Inoltre vorrei ribadire che, visto che ci è stato chiesto più volte, che i mezzi pubblici possono transitare per ordinanza, quindi i mezzi di attesa trasporti transitano legalmente per la galleria, quindi non ci sono deviazioni dei mezzi pubblici, solo del traffico privato.
Bene. Questo è abbastanza importante. Certo. Le deviazioni saranno in Piazza Goldoni, Corso Saba e Madonnina Bosco, questi sono i due punti nevralgici che sono a valle e a monte della galleria. Qui saremo presenti con il nostro personale per cercare di fluidificare il traffico. Per il resto della mattinata di solito non c'è grande traffico, grandi problemi. Il secondo periodo che prevediamo intorno dalle 13 alle 14, 14:30 a seconda della punta, che corrisponde con la chiusura di alcuni uffici, soprattutto delle scuole. Potrebbero esserci delle ripercussioni, ma vi dico, saremo sul posto. Il traffico è una cosa variabile in cui non possiamo prevedere, certo. Sono molte variabili. Noi cerchiamo di essere sul posto, di fluidificare il più possibile, di agevolare le vetture, cercando di creare meno intasamenti possibili. Questo per quanto riguarda la galleria, che dopo rimarrà chiusa questo fino al 12 per ordinanza, quindi la chiusura dopo sarà fissa anche in orario notturno e non solo nell'orario di lavoro della ditta che opera. Per quanto riguarda le altre notizie che ho, poche ordinanze lavori con divieti temporanei inizieranno pian piano ad aumentando con il proseguo dei prossimi giorni e l'istituzione di nuovi cantieri. Al momento da segnalare solo siamo in rotonda del Boschetto, via del Cacciatore all'inizio, oltre che i divieti già posti, fare attenzione al cestino mobile in quanto ci sono lavori di potatura sulle alberature laterali, quindi fare attenzione a questo tipo di lavori che dovrebbero svolgersi visto che il tempo al momento anche suggioso, non piove. E poi ho varie segnalazioni per via Fabio Severo 141, siamo in via Colonia 55, via Conova 14 e nella zona via Campi Elisi, via Alberti, anche qui un'ordinanza lavori di divieti temporanei, quindi fare attenzione appunto a chi ha la macchina parcheggiata in queste zone che ho citato. Altre cose al momento non ho da fornirvi, se non ci sono domande restituirei la linea. Grazie all'ispettore capo Lionello Schillani, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Oggi ne avete particolarmente bisogno. Sì, la ringrazio. Grazie. Riprendono le ferie e tutte le attività, quindi infatti, va da sé, si ritorna alla routine normale. Alla normale routine con magari qualche complicazione in più come abbiamo sentito. Grazie all'ispettore Schillani. Allora, diceva appunto l'ispettore che oggi ricomincia tutta l'attività dopo le feste natalizie, anche le scuole riaprono naturalmente, quindi ci sono anche tutte le complicazioni insomma, dovute ai trasferimenti da e per la scuola. In questo caso con la chiusura anche della Galleria Sandrinelli a partire dalle 8:30 di questa mattina, cosa che seguiremo anche in diretta nel corso della nostra trasmissione. Le scuole, dicevo, noi ieri abbiamo realizzato un servizio sulla scuola elementare, sulla scuola primaria San Giusto, dove era crollato un pezzo del soffitto in un corridoio e sono stati necessari degli interventi urgenti proprio per porre mano a questa situazione pericolosa per gli alunni. Allora ne abbiamo parlato con l'assessore Elisa Lodi. Ripresa delle lezioni domani ancora in sedi separate per i 200 alunni della scuola primaria San Giusto, dove lo scorso 9 dicembre aveva ceduto l'intonaco del soffitto di un corridoio. Un incidente senza avvisaglie che ha costretto il comune a una procedura d'urgenza e all'avvio del cantiere da 300.000 euro. Agli accertamenti è infatti emerso che il problema è generalizzato in tutti i solai della scuola. Abbiamo da subito, in collaborazione con la dirigenza scolastica, attivato ovviamente la messa in sicurezza dell'area e anche una verifica. Abbiamo voluto fare una verifica a tutta la scuola. All'esito di questa verifica è emerso che comunque i sottofitti vanno sistemati e non si può attendere la fine dell'anno scolastico. Per questo è stata attivata una somma urgenza da parte del mio assessorato e quindi ringrazio gli uffici di 300.000 euro. Abbiamo quindi già un'impresa. Durante le festività si è partiti col trasloco dei materiali scolastici in modo tale da avviare i lavori già appaltati. L'impresa ha già fatto i primi sopralluoghi e sta stabilendo ovviamente il programma per partire subito. In accordo con la dirigenza scolastica i bambini sono stati smistati fra le scuole dello stesso comprensorio, la Marin e la Svevo. I lavori dovrebbero protrarsi per qualche mese. Capisco e comprendo benissimo il disagio delle famiglie, ma è un intervento che non si poteva posticipare, un intervento che va a garantire la sicurezza della scuola. Questo intervento non andrà solo a sistemare i soffitti, ma andrà a creare un controsoffitto antisfondellamento in modo tale che una situazione del genere in quella scuola non si creerà più. L'assessore Lodi replica anche alle polemiche
polemiche politiche sollevate sul caso. Sappiamo che ci sarà qualche mese di disagio. Mi dispiace leggere e apprendere sui giornali che la rappresentante della circoscrizione si fa portavoce delle famiglie senza prima interpellare l'assessorato competente. Al netto di questo, gli investimenti sulle scuole sono importanti, siamo consapevoli che è difficile fare manutenzione su tutto contemporaneamente, ma gli investimenti a lungo termine sono veramente tanti perché vogliamo garantire la sicurezza delle famiglie. Allora, ora dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la rassegna stampa ai nostri servizi. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, allora ancora con la nostra rassegna stampa, andiamo a vedere i giornali, torniamo sul piccolo ma nelle pagine dell'attualità e della politica con il caso nazionale che c'è su tutti i quotidiani in edicola oggi, la bufera su SpaceX, Palazzo Chigi smentisce, nessuna firma, cresce la polemica, Bloomberg parla di un contratto da 1,5 miliardi, le opposizioni all'attacco, il governo riferisca in aula. Questo è il caso, appunto, la separazione delle carriere verso il primo sì alla Camera, la riforma della magistratura, domani il voto degli emendamenti, contrari al provvedimento solo PD, 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra che tengono duro, il centrodestra avrà l'appoggio anche di Italia Viva, Azione e Più Europa. L'Iran torna sul caso Sala, Abedini non c'entra, Mantovano al Copasir, l'intreccio diplomatico. Ancora la cerimonia, Palermo ricorda Piersanti Mattarella, il fratello del presidente ucciso nel 45esimo appunto anniversario dell'uccisione. Belloni lascia i servizi, si pensa al successore, le dimissioni, l'abbiamo già visto anche su altri quotidiani. Qui c'è il caso dell'Austria che sta facendo molto discutere, il mandato all'estrema destra, così Kickl ha infranto il tabù sull'FPO. Dopo mesi di incertezza il presidente van der Bellen affida al vincitore delle elezioni il compito di trovare una maggioranza. Il monito dell'Unione Europea a Musk che ex non intervenga per quanto riguarda elezioni e social network. Il futuro alla Casa Bianca, Trump valuta solo dazi mirati, ma lui nega sono fake news. Andiamo ancora avanti, in Canada Trudeau cede e si dimette, caos politico in Canada. Fine corsa per la giovane promessa del progressismo che si ritira a 53 anni, le beghe interne del governo e le picconate di The Donald lo hanno indebolito. Gli USA non possono più subire il massiccio deficit commerciale, i sussidi di cui il Canada ha bisogno per restare a galla, ha detto tra l'altro il neopresidente degli Stati Uniti. I russi avanzano in Ucraina, strada aperta nel Donetsk. Mosca annuncia di aver liberato completamente la città di Kurakhove in un importante snodo tattico e logistico per le forze ucraine a sud-ovest del Donbass. Ci spostiamo in Istria, Quarnero Dalmazia, Zagabria, in realtà in Croazia, quindi piano da 534 milioni per 4 gasdotti, si collegheranno all'impianto offshore di Castelmuschio e serviranno non soltanto la Croazia ma anche i paesi vicini. La relazione del governo, sviluppo e strategie anticalo demografico in 5 anni, 5 miliardi e mezzo per le isole croate. Qui vediamo una veduta dell'isola dalmata di Meleda. I residenti sfiorano quota 128.000, 5.000 in meno del 2011, gli investimenti su porti, strade, discariche, scuole e rive. Vediamo anche la Slovenia, la scelta dell'ex presidente sloveno Pahor rinuncia all'incarico di inviato speciale dell'Unione Europea, non formalizzata la candidatura al ruolo di promotore del dialogo Belgrado-Pristina. La vana attesa di un endorsement da parte di Bruxelles lo ha spinto al dietrofront. Andiamo ancora a vedere altre notizie. Il sogno di centrare il super jackpot, nuovi milionari con la Lotteria Italia, in regione venduti oltre 113.000 biglietti. Dopo la provincia friulana, ecco
Vico, Trieste, Pordenone e infine Gorizia per quanto riguarda appunto i premi dell'Epifania. Andiamo alla tragedia in Egitto. Muore a 9 anni durante la vacanza con la famiglia a Marsa Alam. Il bambino è Mattia, qui lo vediamo in 2 foto. La prima ipotesi è che il piccolo sia stato vittima di un colpo di calore. L'iter per accertare le cause del decesso e per il rimpatrio. I genitori si sono rivolti a un legale. Mattia Cossettini, di Tricesimo, è stato colto da un malore dopo le prime cure e il trasporto in ospedale, dove è spirato. Accoltellata dal marito al market, è gravissima, è successo in provincia di Bergamo, a Seriate. Poi svolta storica in Vaticano, il Papa nomina una donna a capo di un dicastero, Suor Simona Brambilla, è una novità per quanto riguarda appunto il Vaticano. Siamo in Friuli Venezia Giulia, vacanze sugli sci per 250.000. Rispetto allo scorso anno c'è stato un incremento del 34%, dice l'assessore Sergio Midiobini. Premiata la scelta sui prezzi i più bassi dell'arco alpino, è una scelta che ha evidentemente pagato. La giornata record è stato il 4 gennaio, quando sulle piste dei 6 poli sono stati registrati 24.866 primi ingressi. Promoturismo FVG ha registrato la presenza di turisti provenienti non solo da Austria e Slovenia, ma anche da Polonia e Slovacchia. Vediamo l'economia. Lo scontro su Banco BPM entra nel vivo con il ruolo decisivo di governo e Consob. Andiamo a vedere ora le pagine di Trieste. Ancora il mercatino di Natale chiude con tanti visitatori, ma acquisti in calo, si dice tra le bancarelle. Ieri ultima giornata per le 70 casette che hanno animato la città durante le festività, tra la via delle Torri, Piazza della Borsa, lungo il canale di Ponte Rosso. Servizi sociali sul Carso, nasce il coordinamento per definire la gestione voluto dall'Aula di Sgonico su iniziativa del centrodestra, punterà a salvaguardare le attività del CEO di Malchina, tavolo dell'ambito. E poi c'è stata la grande e bella manifestazione ieri della Befana, ormai tradizionale, che abbiamo seguito anche noi. Gli speleologi salutano la Befana tra musica, dolci e gran pampel. Rinnovata la tradizionale festa dell'Epifania nella grotta gigante con la calata nella caverna e il tipico brindisi delle maschere con la bevanda calda segreta preparata dai vichinghi. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. È lei la diva assoluta della giornata. La Befana si è calata per la 42esima volta nella grotta gigante, ammirata da ben 900 spettatori, nella coloratissima e tradizionale festa promossa dalla Società Alpina delle Giulie, sezione di Trieste del Club Alpino Italiano. È sempre un'emozione enorme, entusiasmante, anche perché sei nel vuoto, ai 100 metri sotto di te, con le luci, con tutta la gente che ti guarda. È sempre entusiasmante. Questo è il 42esimo anno che facciamo questa manifestazione. Naturalmente i primi anni eravamo pochissimi e dopo pian pianino è cresciuta, ci abbiamo aggiunto sempre qualcosa ed è sempre una manifestazione che ha un grandissimo seguito e un grandissimo entusiasmo. In compagnia della Befana tanti personaggi della tradizione. Gli speleologi della commissione Grotte Eugenio Boegan si sono calati in costume dalla volta della grotta per raggiungere gli spettatori radunati per l'occasione 100 metri più in basso, sul fondo della grande caverna. È una manifestazione importante, più di 900 visitatori ogni volta, che comporta un'organizzazione di rilievo sia in termini di persone che devono attrezzare, preparare le cose, sia il coinvolgimento di molti speleologi che travestiti fanno da figuranti in questa manifestazione, ricordando la classica Befana, i Re Magi ed altre maschere tipiche delle nostre tradizioni di questo periodo. Uno spettacolo festoso accompagnato dalle note della banda. Una volta giunti tra il pubblico, i personaggi epifanici hanno donato ai bambini dolcetti e caramelle. Ad allietare gli adulti ci ha pensato invece un gruppetto di intraprendenti vichinghi. I vichinghi in Grotta Gigante fanno il Gran Pampel, che sarebbe una bevanda alcolica calda di derivazione celtica con la ricetta segreta E dopo li beveremo. Dopo li beveremo. E dopo viene spartito tutto in giro per la grotta. È un segreto. È un segreto, non si può dire, è una ricetta celtica molto antica.
E questa è la tradizione appunto della festa della Befana all'interno della Grotta Gigante. In quel di Ronchi dei Legionari invece tiene banco la tradizione del curling Bisiach. I Deriva in So trionfano davanti a oltre 1000 tifosi, conclusa con le finalissime disputate l'altra sera e le premiazioni tenute ieri, la 10ª edizione del torneo di curling Bisiach al giardino di Natale di Ronchi. Qui vediamo alcune foto significative della bella manifestazione. Restiamo nell'Isontino per vedere anche a Gradisca 2 consulte su 6 assegnate alle opposizioni. Ancora i fuochi epifanici, falò epifanici di Romans, Fratta e Versa annunciano un'annata agricola ricca. Ieri abbiamo seguito il fuoco epifanico di Corona nel comune di Mariano, sempre nell'Isontino. Allora rivediamo insieme il servizio di Omar Costantini. Appena iniziata questa edizione 2025 della Fogarelle qui a Corona, insomma sembra che il fumo dia presagio positivo, almeno da quanto stiamo vedendo. Ma parrebbe proprio di sì. Speriamo che poi l'anno sia altrettanto positivo e porti soprattutto salute a tutte le popolazioni, ecco, sia quelle locali nostre che anche gli eventi e le guerre che ci sono in giro per il mondo vengano un po' meno, che tutti i nostri governanti cominciano ad avere un'altra visione, ecco. Questa è la speranza per tutti. Noi nel nostro canto cerchiamo di tenere unite le nostre comunità evitando le divisioni e la partecipazione ampia che c'è anche a questo evento lo dimostra. L'importanza di mantenere viva, no, le tradizioni in periodo un po' particolare. C'è una forte volontà anche della pubblica amministrazione a mantenere queste tradizioni, perché le difficoltà per portarle a termine sono molteplici, la burocrazia è molta, però noi ci impegniamo a mantenerla e a fare tutti i passaggi necessari affinché si possa continuare a farla non solo quest'anno ma anche agli anni a seguire. Finché c'è partecipazione questi eventi verranno fatti ogni anno. Tu hai detto una cosa importante, la partecipazione, no? La comunità tenere viva proprio per non perdere, no? Qualcosa di unico. Esattamente. Questo è fondamentale perché in un mondo in cui tendenzialmente siamo abbastanza individualisti, il fatto di poter coinvolgere tutta la comunità, il paese, ma anche i paesi vicini, è un segno molto, molto importante, che qui si può collaborare non solo per questi eventi ma per altre anche iniziative. E questo paese qui a Corona, anche Mariano, lo dimostrano. Bene, allora auguri e buon 2025. Grazie a tutti, auguri a tutti. Siamo sulle pagine di Gorizia del Piccolo, allora vediamo che nella prima pagina della cronaca goriziana c'è il report donazioni di sangue boom, il 2024 è l'anno dei record. Ancora, sempre nella pagina di Gorizia, 10ª Mass, Ziberna all'Ampi, ogni memoria va rispettata, si rinfocola ancora una volta la polemica, era stato chiesto di non celebrare quest'anno che è appunto l'anno di Go 2025, questa appunto la 10ª Mass, cerimonia che viene svolta ogni anno a Gorizia. Chiusura di cardiologia, PD compatto, decisione dannosa e irrazionale sul nodo sanità. Iniziano i lavori al classico liceali da oggi in via Bras, sempre a Gorizia. Andiamo a vedere la pagina di Monfalcone, commissariato già promosso ma slitta l'ok ai nuovi agenti, altra proroga al via libera nuove risorse dopo l'innalzamento del rango, il SIULP ne mancano 10, si fa il punto appunto del commissariato di via Foscolo di Monfalcone. La senatrice Tubetti blinda i presidi ai confini, non va abbassata la guardia, dice l'esponente di Fratelli d'Italia che ha incontrato di recente anche i carabinieri locali e gli uomini impegnati al CARA. Vediamo ancora il fatto di cronaca, aggredisce un infermiere col coltello in mano, arrestato, protagonista lo stesso cittadino marocchino ferito gravemente in via Romana prima di Natale e identificato dalla
dalla polizia sabato notte. Ieri sera, ubriaco, era stato portato al San Polo dal 118 e appunto ha aggredito un infermiere. Qui vediamo l'area dell'emergenza del San Polo, la piazza dove è stato raccolto il 33enne e una volante in servizio. 8 i giorni di prognosi per il sanitario che è riuscito a bloccarlo. La volante ha proceduto al fermo sulla base delle nuove norme in vigore dal 2024. Il consigliere regionale del Patto per l'Autonomia Bullian dice: Cisint usa la sicurezza come propaganda elettorale, false le sue accuse, pure io ho subito minacce di morte ma non le cito a ogni occasione, dice l'ex sindaco di Turriaco. Lei si accorge ora del caporalato quando coinvolge i bengalesi, ma quando il fenomeno riguardava gli italiani, si domanda appunto l'esponente della regione. Vediamo anche il piano contabile finanziario che è stato illustrato ieri in municipio. Pronto il bilancio di previsione, giù indebitamento e tasse. Cisint rivendica estinzione dei mutui e calo della pressione fiscale dal 2016, il 40% del budget al sociale. Anche noi ci siamo occupati ieri della presentazione del bilancio del comune di Monfalcone, allora possiamo rivedere insieme il nostro servizio. Continuano gli investimenti senza aumentare la pressione fiscale. Così l'assessore alle priorità strategiche, l'europarlamentare Anna Maria Cisint, ha presentato stamani le linee del bilancio 2025 del comune di Monfalcone, che saranno portate in approvazione al Consiglio della prossima seduta. Nel 2016, a inizio mandato, ha spiegato Cisint, la quota pro capite di oneri fiscali era di 567 euro, ora scesa a 395. Illustrati poi i settori di maggior impegno delle spese correnti, fra le quali spiccano i servizi sociali, pari al 40% della disponibilità. Altre poste importanti del bilancio corrente sono relative allo sviluppo sostenibile, che riguardano il verde pubblico e la manutenzione del territorio, mentre il costo del personale è di 15 milioni di euro. L'ammontare delle fatture pagate dall'ente per beni e servizi raggiunge i 44 milioni. Altra parte rilevante del bilancio riguarda gli investimenti, con finanziamenti acquisiti dal Comune negli ultimi 7 anni per circa 120 milioni di euro, grazie a progettualità adeguate come nel caso del PNRR, che ha portato 18 milioni di euro. Nel 2025 è previsto l'avanzamento del piano delle opere per la riqualificazione della città. Fra i capitoli di spesa più importanti l'ambiente per 10,7 milioni, la cultura per 9,4, in cui rientra anche il finanziamento per il Parco Internazionale della Memoria. C'è poi l'istruzione col completamento delle scuole di via Poma e Cuzzi, la sicurezza per altre 24 telecamere e 13 lettori targa, lo sport con oltre 2 milioni di euro per i campi di calcio e atletica e per l'abbattimento delle barriere del Pala Paliaga. Infine, di fondamentale importanza, la sistemazione di strade e marciapiedi. Nel 2025 si interverrà su altre 25 strade in tutte le zone della città per oltre 1 milione di euro. Allora, questo è il bilancio comunale del comune di Monfalcone per quanto riguarda il 2025. Torniamo sulle pagine del Piccolo. Festival della canzone gradese, scatta la corsa all'edizione 57, e poi la notizia che abbiamo dato anche noi ieri, è corredata anche dalle immagini che ci sono state inviate dai vigili del fuoco sul delfino bloccato in laguna, il soccorso a Lignano. Forse possiamo rivedere insieme anche le immagini mentre leggiamo l'articolo che c'è sul Piccolo. Intrappolato nella secca della laguna di Lignano, un passante ha dato l'allarme verso le 9, c'era un delfino vicino alla riva, bloccato. Sul posto subito polizia locale e vigili del fuoco che hanno operato in sinergia con Riserva di Miramare, Università di Padova, Delta Coop Shoreline di Padriciano, Associazione Slovena Morigenos. Dopo un confronto con gli esperti, i vigili del fuoco hanno raggiunto il delfino, lo hanno imbragato, caricato su una barella galleggiante, poi l'hanno trasportato su un gommone fino a raggiungere il canale. Una volta accertate le condizioni di salute, un'imbarcazione ha trasportato la barella col delfino fino in mare aperto, dove è stato liberato. Le operazioni sono durate fino alle
alle 15:30 hanno richiamato molti curiosi. Vediamo qui il delfino che torna a nuotare felicemente in mare aperto. Allora, torniamo sul piccolo di Trieste per la pagina delle culture. C'era anche in prima pagina confronti 75-2025, Fallaci e Biagi, il coraggio delle scelte. I 50 anni dei libri di due giganti del giornalismo che hanno affrontato temi vitali, il diritto all'aborto e il racconto di una generazione che ha perduto tutte le guerre. Qui vediamo appunto i libri Disonora il padre, il romanzo della generazione appunto che ha perduto tutte le guerre di Enzo Biagi, e poi la lettera a un bambino mai nato di Oriana Fallaci. Vediamo anche la premiazione dei Golden Globes. Demi Moore trionfa per le donne, Emilia Perez batte Vermiglio. Questo è il resoconto appunto della premiazione dell'82esima edizione. Vediamo la pagina sportiva, si parla naturalmente del basket di Serie A, obiettivo centrato. La battaglia di Scafati ha messo in mostra la classe e il carattere di una squadra molto corta. Arcieri felice di essere nelle top 8, nelle final 8 in sostanza. Allora rivediamo insieme il servizio di Marco Stabile. La vittoria più sofferta, strappata al supplementare nella tensostruttura fuori dal tempo di Scafati, regala a Trieste la conquista delle Final 8 di Coppa Italia. Partita matta se ce n'è una, quella in cui coach Christian è costretto a rinunciare a Johnson per un virus gastrointestinale, per poi ridurre le rotazioni all'osso nell'ultima parte del match. Il peggio, i biancorossi lo regalano tutto all'inizio. La squadra in maglia rossa sembra totalmente fuori fase allo start, mentre Ivanovic e Sorokas prima, Cinciarini e Stewart poi surclassano gli ospiti sul 31-17 nonostante l'uscita per infortunio di Pinkins. Solo Brooks e Candussi sembrano in grado di difendere il fortino. Poi la prima svolta nel folle stile di Valentine, modalità gara di tiro da 3 punti e 4 bolidi scagliati a canestro praticamente in serie, intercalati da un altro opera di Candussi. A rientro in partita lampo corrisponde però pure l'accensione del leader campano Gray. Dal 54 a 47 di metà gara la squadra in rosso prende spunto per un parziale al bacio a rientro in campo. Il 10-3 corrisponde alla prima parità da inizio partita, propiziato da Ross, 25 punti alla fine, e dall'ottimo Brown. Dal 60 pari però ecco il nuovo scatto bruciante dei gialli fino al +6 interno del 30esimo, con Brooks a resistere per tutti in difesa, 14 i rimbalzi catturati. Nel momento chiave della sfida, quando Gray sembra ormai indirizzarla, entra in scena il killer dagli occhi di ghiaccio. Uthoff segna 13 punti sui 17 totali nell'ultimo quarto, martoriando la retina da ogni dove, condendo il tutto con 10 carambole. E grazie a lui, se Trieste accarezza finalmente l'idea della vittoria prima del pareggio in extremis ancora di Gray. L'overtime scatta sul 94 pari con inerzia appannaggio dei triestini. La fatica per chiuderla è immensa. Serve un bolide da distanza siderale di Valentine per mettere le olive nel martini. L'ex Bulls tocca così 27 punti con 7 triple. Quando sul +5 sembra ormai fatta, però un'altra trovata dei padroni di casa e una rimessa scellerata dei biancorossi regalano a Stewart il pallone del secondo potenziale overtime. La tripla però esce. Il tabellone recita 107-110 e Trieste vola a Torino per la passerella delle finali di Coppa Nazionale. Ancora qualche minuto per noi, sempre nella pagina sportiva parliamo del calcio di Serie C, handicap dimezzato nella coda della giornata, risultati favorevoli alla Triestina che è a -5 dalla zona salvezza occupata dalla Pergolettese. Dell'Icarri a caccia del terzino destro, Maggioni è in pole. Comincia la seconda settimana di mercato con l'Unione alla ricerca di almeno 3 pedine. Vediamo anche le alabardate under 15, sono un
rullo, l'Amplane di Vittoria e quota 12. Sempre per lo sport, non solo Barcolana, è stato un anno trionfale per la società Velica Barcola e Grignano, fa un bilancio il presidente Gialus che guarda avanti, abbiamo progetti ambiziosi, li racconta oggi in questa intervista sul Piccolo. A marzo ci sarà special edition per celebrare l'arrivo della Vespucci, questo l'annuncio. Andiamo ora sul Corriere della Sera per qualche notizia di carattere nazionale, spaccature e incomprensioni, l'addio di Belloni ai servizi segreti, il rapporto difficile con Tajani e con Mantovano verso un incarico con von der Leyen. Questo è il futuro della dirigente. Poi Teheran cambia versione su Sala, l'arresto non è legato ad Abedini, il portavoce del titolare degli esteri contraddice il viceministro e definisce infondate le accuse. Questo è il caso diplomatico, quel buco di 2 giorni dopo il fermo dell'ingegnere, il mancato allarme sull'Iran Copasir, le opposizioni contestano, l'intelligence doveva avvisare Sala. Ancora sempre sul Corriere, in primo piano gli Stati Uniti, Harris certifica la vittoria di Trump, Biden non dimenticate il 6 gennaio, il Congresso sancisce i risultati elettorali, il Presidente scrive al Washington Post sull'assalto del 2021, timori per l'inflazione, ipotesi dazi selettivi, ma Donald smentisce, lite sulle trivellazioni. Questo accade negli Stati Uniti. La politica interna invece il ricorso contro il terzo mandato che tormenta anche la Lega, il governo pronto ad appellarsi alla consulta per fermare la legge di De Luca in Campania. Ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi. Bentornati in diretta, allora diamo subito il buongiorno a Barbara Odorico, buongiorno, ben arrivata, buongiorno Forza a tutti. Italia, vicepresidente della sesta commissione, della sesta circoscrizione, grazie di essere qui, ben arrivata, insomma buon inizio d'anno. Grazie, auguri a tutti, buon proseguimento d'anno e anche buon Natale agli ortodossi. È vero, buon Natale agli ortodossi, ha ragione perché ne abbiamo parlato prima, ieri abbiamo seguito la cerimonia suggestiva del lancio della croce dei greco ortodossi, oggi è invece il Natale, dei serbo ortodossi che sono tanto numerosi nella nostra città, una comunità molto importante, quindi è giusto fare gli auguri anche a loro. Abbiamo subito una telefonata, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno. 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 Buongiorno dottoressa Bucarella, lei è la sua ospite. Buongiorno. Sì, io sono Maurizio, se guarda a ritroso trovo anche una mail concernente Elon Musk, del quale mi sono soffermato ricordando l'importanza della sua tecnologia, che si è visto anche per esempio a Rimini, in Emilia Romagna, quando erano le alluvioni, con Starlink eccetera, le connessioni che erano possibili. Ma poi anche all'interno di questo mio scritto dico che ci sono interessi indubbi oggi quindi d'accordo, la tecnologia è molto importante anche per l'Italia, peraltro per quanto riguarda il fatto che l'America poi tenti anche di vendere i prodotti del gas che costano di più, potrebbe portare, e tutto quel piano energetico che è molto il piano di Elon Musk, però portare per conseguenza ancora la sanità pubblica che è molto carente, e anche per le persone più povere in genere. Comunque queste sono le due valenze che io dico, no? Capito, Maurizio, questo vi lascio a voi.
Va bene, grazie Maurizio, buona giornata a lei, insomma va sui temi di carattere internazionale, no? In realtà e nazionale o comunque regionale, di cui si parla anche oggi sul giornale, insomma il caso che è oggi su tutti i giornali di questo accordo che sarebbe stato firmato, ma in realtà Palazzo Chigi appunto ha smentito per quanto riguarda l'acquisto di sistemi di sicurezza informatica eccetera per l'Italia, no? Da Elon Musk, proprio della società, e poi parlava della sanità in generale, no? Dello stato della sanità in generale. Diciamo che la tecnologia io l'ho sempre apprezzata, è un qualcosa che mi ha sempre incuriosito, fa parte della mia vita da sempre, potrei dire. Certamente la tecnologia va utilizzata con il giusto sistema, con la giusta intelligenza, non si può lasciare che ci sia solo l'intelligenza artificiale a comandare la nostra quotidianità. Per quanto riguarda gli accordi, insomma, questo non mi permetto di esprimere giudizi, insomma, sicuramente se le cose vengono fatte per avere un impatto positivo sulla nostra quotidianità, sulla nostra società, quindi avere diciamo dei filtri di sicurezza ulteriori per la protezione dei nostri dati, delle nostre aziende, è sicuramente un passo positivo verso qualcosa che può aiutarci nella nostra quotidianità. Penso che tutti quanti noi abbiamo, o la maggioranza avranno i dati di fotografie o banalmente degli scritti nei vari cloud, dei vari dispositivi che utilizziamo quotidianamente. E sapere che questi dati sono protetti sono un qualcosa che ci fa dormire sonni tranquilli, mentre se ci sono delle truffe informatiche per cui questi dati vengono violati è una vera e propria intrusione nella nostra vita, nella nostra privacy. Certo, infatti, quindi sicuramente diciamo che noi così come Italia abbiamo tantissimi ragazzi che anche studiano, ricordo che c'è gli ingegneri informatici che vanno verso questi studi e vanno verso queste nuove professioni molto importanti, e dobbiamo appoggiarci anche a strutture grosse come quelle proposte da Musk o da altri, insomma questo io non è che... l'importante è che ci sia sempre il pluralismo di scelta, ecco, dove abbiamo un'unica possibilità di scelta, lì mi lascia un attimo preoccupata. È vero. Allora, c'è un'altra telefonata, poi leggo anche qualche mail. Pronto, buongiorno, chi è lì con noi? Dunque, dopo il signor Maurizio vi beccate il signor Claudio. Buongiorno Claudio. Buon anno. Buon anno anche a lei. Grazie altrettanto. Per restare ai temi alti, fuori dal nostro cortile, buona giornata alle Veline, la Bionda e la Mora, super professionali nel loro lavoro. Grazie Claudio. Grazie. Niente, verrebbe da dire anno nuovo, Europa nuova, un'Europa che possa finalmente mettere da parte le logiche, la sappiamo, burocratiche e di condizionamento delle politiche nazionali. Sarebbe utile abbracciare una visione più profonda e concreta della realtà che ci circonda. La crisi economica ambientale che sta colpendo settori come l'agricoltura e l'industria in molte nazioni europee, lo sapete, è solo uno dei segnali di un sistema che non funziona più. La situazione poi della produzione automobilistica, con la grave crisi di Stellantis, che sta colpendo in particolare il nostro Paese, è un esempio lampante di come la politica comune sia in grado di sostenere gli interessi europei nazionali di fronte alla globalizzazione incontrollata. Grazie cara consigliera per la sua cortese considerazione e risposta. Buona giornata e buon lavoro. Grazie molte Claudio, buona giornata anche a lei, a sua moglie. Allora insomma fa un'analisi anche ad ampio raggio anche il signor Claudio. Allora diciamo che io posso esprimere il mio pensiero, quello che io ritengo che dovrebbe essere la strada da perseguire.
La strada secondo me da perseguire sia dal punto di vista degli allevamenti, sia per quanto riguarda le coltivazioni, dovrebbero essere, diciamo, fare un piccolo marcia indietro, ritornare ad avere allevamenti molto più a misura d'uomo, a misura di territorio, perché abbiamo perso completamente il gusto delle cose. Ormai la frutta, la verdura, la carne non hanno più nessun tipo di sapore e questo è causato assolutamente sia gli allevamenti che le coltivazioni intensive hanno fatto sì che tutto questo si perdesse. Abbiamo produzioni eccessive poi tra l'altro, perché per dare al mercato quello che chiede c'è tantissimo cibo che viene poi buttato, tanto cibo a prezzi ridicoli che mi viene da dire chissà cosa ci danno da mangiare in quel caso. Certamente c'è necessità anche di avere un prodotto purtroppo alla portata di tutti, però la qualità ci porta ad avere veramente un prodotto scarso. Quindi sarebbe opportuno tornare indietro anche e soprattutto non solo per il gusto ma anche per il nostro territorio. Come abbiamo visto in questi ultimi anni, i disastri ambientali ci sono stati. Io quello che voglio far così ricordare a tutti il periodo del 2020, anche se non è un bellissimo periodo da ricordare, però ricordatevi la primavera. Quella primavera lì era una primavera bellissima, un tempo incredibile, c'è stata la neve, c'è stata la primavera come non ce la ricordavamo da tantissimi anni. È vero. E c'è da riflettere su questo, cioè in quel periodo lì cosa succedeva? Eravamo più o meno tutti fermi, chiaramente non è questa la soluzione, certo, assolutamente, però gli aerei ne viaggiavano pochissimo, quindi anche tutto quello che succede diciamo nell'atmosfera e quello che comunque gli aerei sganciano diciamo come carburante non è da poco conto sul riscaldamento globale. A me fa sempre impressione, non so se avete mai visto quelle applicazioni che si trovano su internet dove si vede la quantità di aerei che si spostano, le quantità di navi che si spostano. È vero, impressionante. Cioè fanno veramente così, chiaramente lì non si vede la differenza tra uno piccolo e uno grande, certo. Quindi è tutto una minestra, però diciamo che pensare che tutto questo si sta muovendo in quel momento è tutto necessario, è tutto utile veramente alla nostra società. Forse un passo indietro per il bene del pianeta dovremmo farlo. Dovremmo farlo. Allora, tornando invece ai temi assolutamente cittadini, anzi della circoscrizione, proprio Sesta, c'è Giampaolo che ci scrive: approfitto per segnalare, visto che la sua ospite conosce bene la zona, come mai non si riesce a risolvere il problema dei posteggi selvaggi nel pezzo iniziale di salita al Boschetto, visto che chi sale dalla rotonda è costretto a percorrere in palese violazione al codice della strada transitando nella corsia opposta, creando una condizione di intasamento. Vorrei sapere in caso di collisione come si risolve. Capisco il problema dei posti auto, ma visto le dimensioni della strada in quel tratto il divieto di sosta è obbligatorio, secondo il signor Giampaolo. Vi faccio vedere una foto dove l'ambulanza ha dovuto fare una lunga manovra in retromarcia, fortunatamente non era in emergenza con ammalati a bordo. Ecco, e vediamo qui la fotografia che ci manda il signor Giampaolo. Questa è la foto appunto che testimonia questo momento di difficoltà. Sì, diciamo che è una strada che io conosco bene perché comunque è della mia zona. Questo è una situazione non sempre che si presenta perché non c'è soltanto l'ambulanza, c'è anche un camion, quindi diciamo le due cose sono comunque più ingombranti del solito perché due macchine lì comunque di solito passano. Il problema lì è notevole, me ne rendo conto, però quante macchine sono lì posteggiate? Levare via il posteggio, che poi non sono solo quel tratto di strada, ma proseguono anche dopo la curva, ce ne sono tante che sono posteggiate anche lungo proprio il bordo della strada. Ricordo anche che sono state oggetto di vandalismo con il taglio delle gomme qualche mese fa. E quello veramente bisognerebbe prendere la decisione di non fare più posteggio o comunque di cambiare. Forse la soluzione potrebbe essere quella di cambiare un po' il marciapiede, che in verità quel marciapiede non viene quasi utilizzato,
a parte la parte degli alberi, magari creare delle rientranze per permettere il posteggio corretto, diciamo, tra un albero e l'altro di alcune macchine, in maniera da allargare comunque in parte la carreggiata, e cercando così di eliminare non tutti i posteggi ma solo una parte. Insomma, questo potrebbe essere forse l'unica soluzione percorribile che riesce un po' a mettere d'accordo le esigenze sicuramente della strada, ma anche le esigenze di chi risiede lì e chiaramente non ha altre soluzioni dove poter posteggiare. Infatti, allora Nevio ci scrive invece: buongiorno Sveglia Trieste, a Trieste si spera che il 2025 sia migliore nei servizi per i cittadini in città e non con tanti bla bla come nel 2024, insomma, dice il signor Nevio. Io spero invece un'altra cosa, che nel 2025 il triestino e i cittadini siano più attenti a quello che fanno, nel senso, troppe volte ci sono segnalazioni di sporcizia, di confusione, di traffico, ma i veri autori della sporcizia per strada siamo noi cittadini. Siamo in prima persona. Siamo noi responsabili, perché quando abbiamo una cartina in borsa, in tasca e la buttiamo per terra, siamo noi responsabili. Non è che possiamo pensare che dietro a noi ci sia sempre la municipale che pulisce, no? Oppure quando c'è un cane e lascio le deiezioni canine per terra anziché raccoglierle. Queste sono tutte cose che fanno parte di un senso civico che noi dovremmo avere, e Trieste è sempre stata una che aveva un forte senso civico. Negli ultimi anni secondo me l'abbiamo un po' perso. Stiamo perdendo quindi un attimino, sì, certamente gli uffici devono fare loro, gli servizi devono esserci, è tutto corretto, però forse se tutti noi facessimo la nostra parte, il lavoro di chi fa i servizi sarebbe più agevole e avrebbe anche un riconoscimento diverso, perché quando tu vedi che le persone sporcano in un modo così maleducato, anche chi pulisce poi si sente un po' così non adeguatamente riconosciuto nel suo ruolo e nel suo lavoro. E il traffico anche la stessa cosa, insomma, diciamo che da automobilista so cosa vuol dire anche i cambiamenti così che ci sono. Infatti, allora c'è il nostro Gianluca Paladin che è pronto al collegamento davanti alla Galleria Sandrinelli. So che la nostra ospite oggi è arrivata addirittura con una mezz'ora d'anticipo nei nostri studi, perché ha detto non si sa mai, preoccupata insomma per la chiusura della galleria. Allora diamo subito la linea al nostro Gianluca, buongiorno. Buongiorno Laura, a te e la tua ospite. Sì, fra 10 minuti chiuderà la Galleria Sandrinelli da entrambi i lati, quindi un'operazione annunciata ma che porterà inevitabilmente un minimo di disagio, che il traffico si riverberà appunto su altre vie del centro. Piccola deroga quindi per gli autobus, ma poi nessun altro potrà passare. Quindi ci sono già i vigili urbani alle mie spalle con le auto qui pronti a chiudere la galleria, il cartello in fondo che annuncia proprio questa operazione. Rimarrà chiusa la galleria praticamente per tutta la settimana, quindi fino alle 24, alla mezzanotte di domenica, e quindi rimane il tema appunto della viabilità. Le strade alternative logicamente ci sono, quindi non ci saranno problemi dal punto di vista dei percorsi che gli automobilisti potranno scegliere, però è vero che chiaramente il traffico aumenterà molto in altre direttrici, proprio perché ci sarà questa chiusura che serve appunto ad Acegas per fare dei rilievi sui sottoservizi giudicati appunto ormai vetusti e ammalorati. Quindi è chiaro che dopo questa fase di monitoraggio che viene fatta del sottosuolo, dei sottoservizi, poi si passeranno ad altri lavori, alle fasi successive. Però appunto dicevamo che per tutta la settimana questa galleria sarà chiusa, un'arteria importante questa di via Pellico per Trieste, poi si sbuca
dall'altra parte ovviamente dove chiaramente nel rione di San Vito diciamo che è una porta di accesso la galleria di Piazza Goldoni, perciò insomma vedremo anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni come sarà il traffico. Vi cedo la linea, però magari fra poco la riprenderò perché appunto avverrà la chiusura vera e propria. A voi. Va bene, grazie allora Gianluca Paladin, naturalmente sul posto insomma per seguire in diretta queste prime fasi della chiusura. Poi ci diceva prima nel collegamento l'agente della polizia locale che probabilmente i momenti critici saranno proprio quelli delle ore di punta, no? Quindi sia quello dell'ingresso alle scuole che oggi riaprono, fra diciamo che è una direttrice per me importante perché comunque la utilizzo ogni giorno per andare al lavoro, quindi insomma dovrò trovare l'alternativa. Bisognerà trovare un'alternativa, fare un giro magari un po' più lungo, però evitare proprio quell'imbuto. No? E poi anche intorno alle 13, 13:30, 14, insomma anche là. E anche la chiusura sia degli uffici che delle scuole, che crea sempre un attimo di più traffico, giustamente, insomma, perché ci si sposta un po' da una parte all'altra della città. È vero. Allora, Sonia ci scrive, in merito a quello che dicevamo prima, io spero che nel 2025 i proprietari dei cani che passeggiano per via Ponziana raccolgano le deiezioni. I marciapiedi sono una vera schifezza. Ha ragione, sono da vecchia proprietaria di cani, insomma ne ho avuti dall'Alano a un West Island, quindi insomma diciamo che dalla grandissima alla piccolina. Sì. Però insomma è un qualcosa che giustamente bisogna fare. Uno ha un cane, deve sapere che deve tirar su la sua cacca e basta, insomma non c'è niente da vergognarsi, è una cosa ripeto, di rispetto nei confronti di se stessi e degli altri, anche perché se tutti quelli che hanno avuto un cane lo sanno, il cane è abitudinario, passa più o meno sempre nelle stesse parti, quindi alla fine io non tiro sulla cacca del mio cane e dopo una giornata ci ripasso di nuovo lì, perché il giro è quello. No? Quindi insomma veramente non capisco il senso di abbandonare queste cose, è una cosa veramente purtroppo orribile. Lo fanno ancora in tanti, è vero. Sì, negli ultimi anni ancora di più. Sì. Infatti, allora, la progressiva deindustrializzazione, invece ci scrive Andrea, ha colpito tutto il territorio giuliano, ha indebolito l'economia triestina, la qualità occupazionale e reddituale per 2 generazioni di cittadini. È uno scenario che va assolutamente invertito. Solo l'arrivo di Zeno D'Agostino nel 2016 alla guida dell'autorità di sistema portuale, unitamente alle capacità delle imprese e dei lavoratori del porto, hanno fatto rialzare in maniera considerevole la testa alla strisciante economia cittadina degli ultimi 40 anni, se escludiamo tutto il terziario con banche e assicurazioni come capofila. Parte della vasta area a ridosso del porto, in prospettiva di un ulteriore sviluppo e diversificazione delle attività dello scalo, potrebbe diventare una zona cuscinetto, dice Andrea. Di raccordo, Trieste dice è una città porto dedicata agli auspicabili tanti e nuovi lavoratori, residenze, servizi, ristorazione, luoghi per la socialità dopo lavoro e dopo lavoro ad essi dedicati. Questo è lo sviluppo che vede il signor Andrea. Sì, io ricordo che una delle, secondo me, una delle tante cose che ha fatto D'Agostino è stata quella dell'utilizzo della spinta nell'utilizzo del treno per lo spostamento delle merci. Esatto, è vero. Perché il nostro problema come Trieste sono proprio le infrastrutture di trasporti, strade e treni, che noi abbiamo comunque vetusti, abbiamo difficoltà nell'arrivare. Chi utilizza il treno sa benissimo che per arrivare a Venezia da Milano, da Firenze, da Roma o da Torino ci si impiega un non nulla, da Venezia a Trieste ci si impiega una vita. Eppure con una infrastruttura veloce ci basterebbero 3/4 d'ora, probabilmente anche meno. Quindi questi sono i problemi della città di Trieste, che quindi influenzano anche sull'industrializzazione, sul porto e su tutto il resto. Infatti lui ha utilizzato quelli che erano, diciamo, vecchie strade per riuscire a far uscire la merce
direttamente su rotaia, e secondo me è veramente una delle cose da incentivare, però fino a un certo punto, perché altrimenti i binari sono quelli, non è che noi abbiamo tanti binari, bisogna investire in quel campo per avere una città ancora più al passo coi tempi. E comunque io auspico sempre che i camion si spostino dall'autostrada e vadano sempre di più le merci sui treni, anche perché sappiamo benissimo le autostrade in che condizioni sono. Nel nostro tratto soprattutto, diciamo che viaggiare quando ci sono tanti camion in giro è sempre un qualcosa di un po' così preoccupante. sì, mette un po' d'ansia, ecco, almeno non è proprio una cosa bella, ecco, infatti. Allora, la consigliera Odorico, ci scrive Paolo, dà equilibrio ed è lungimirante, grazie per il lavoro che fa, è un saluto da Paolo. Grazie. Ringraziamo. Grazie. Poi Maria Stella invece scrive: buongiorno, mi piacerebbe rivedere la vecchia figura dello spazzino di quartiere, il sistema dei soffiatori gestito da personale distratto direi che non soddisfa, dice Maria Stella. Non solo, i soffiatori io li ho sempre detestati, anche perché sono un qualcosa che secondo me aumenta ancora di più non solo l'inquinamento, ma proprio anche le allergie. Cioè, se una persona è allergica e si ritrova a passare in quel momento che questi qua fanno il loro dovere, per carità, insomma, sono persone che fanno il loro, no? Niente da dire. Però il sistema così di questi soffiatori che vengono utilizzati, certo, per spostare, diciamo, quello che è sotto le macchine, per farlo andare in mezzo alla strada, che passa la macchinetta che poi se la tira su, però sono comunque un qualcosa che viene utilizzato e crea disagio per le persone allergiche o con persone con dei problemi, insomma, di salute sicuramente. È vero. Allora, c'è un'altra signora che ci scrive, che si chiama Maria. Dunque, buongiorno, quando c'è Barbara Odorico in TV la giornata è migliore grazie al suo ampio interessamento su tutto. Va bene, insomma, chiedo ancora che venga con l'assessore Babuder in via Scomparini ad ammirare come chi sale da via Cumano imbocca Scomparini senza preoccuparsi di nulla. Spero vivamente che non succeda nulla prima di pensare a realizzare il senso unico in discesa, dice la signora Maria, appunto. Sì, Silvana. È un pezzo di strada, intanto grazie dei complimenti, troppo buona, ma è un pezzo di strada così un po' fastidiosa, perché viene utilizzato troppo spesso come rampa di lancio per andare verso via Revoltella. Perché uno, siccome in fondo non c'è il semaforo, come invece mi sembra via Vergerio, e l'altra che va su, mi sembra quella più giù dopo la galleria, via Scomparini, dopo che sia via Vergerio. Sì, esatto, via Vergerio, anziché utilizzare via Vergerio dove c'è un semaforo e poi andare su verso l'ingresso della vecchia fiera dove c'è un altro semaforo, la gente preferisce andare su per via Cumano e fare appunto via Scomparini, andare su e sbucare sempre via Revoltella direttamente. Ma il problema è che quella strada lì è una strada in parte stretta, dove non c'è nemmeno il marciapiede in certe zone. Gli attraversamenti pedonali quasi non ci sono, anzi forse se ce n'è uno, e le macchine tendono a correre, oltre a esserci anche l'autobus che scende, quindi diciamo che lì anche ho fatto così alcune segnalazioni anche in comune per rivedere anche la situazione fra la via La Marmora e via Scomparini, in maniera forse da pensare di fare un anello in quella zona bassa, in maniera da evitare la possibilità di transitare, perché è un qualcosa che può creare dei problemi, soprattutto se si transita con un bambino con una carrozzina o a piedi per attraversare la strada e via dicendo. Allora, ancora una mail, sempre sulla pulizia. Enrico, buongiorno, d'accordo che siamo noi i primi a dover mantenere pulita la città, ma quando passo per il viale mi ritrovo con i cestini abbondantemente pieni, che devo fare? È inutile reclamizzare la pulizia di un giorno dopo lo sgombero della fiera per poi tornare alla più totale mancanza del servizio. Grazie, Mai Molar con l'Ovovia, dice Enrico, che è un grande sostenitore appunto della cabinovia. Allora, io faccio una riflessione ulteriore al signor Enrico. Quando si va in montagna, la maggioranza dei posti adesso utilizzano, hanno levato via tutti i bidoni che una volta c'erano lungo i sentieri. Questo perché? Perché le persone
la cartina se la tengono e se la portano a casa. Certamente non la cacca del cane, per carità di Dio, questo ovvio. Però diciamo la responsabilizzazione del cittadino passa anche da questa strada. Giustamente lei dice c'è un bottino, deve essere vuotato, e su questo siamo d'accordo, non dico nulla, però diciamo che riflettiamo anche su questo. Ci sono zone dove la montagna, dove c'è la natura, dove non è che non ci sono immondizie, perché comunque si sa che quando uno va sia d'inverno che d'estate si mangia qualcosa, beve qualcosa, c'ha delle cose da buttare, che sia una bottiglia di plastica, che sia una carta, eccetera, le tiene con sé e le riporta a casa o in albergo o indifferente dove, o in macchina se deve tornare a casa, insomma, no? Quindi in realtà anche lì siamo sul filo, però giustamente se un servizio ci deve esserci il servizio di pulizia, insomma. Allora, ancora sulla manutenzione invece di strade e verde, ci scrive la signora, questa sì Maria, segnalo via delle Docce, Capofonte, spazio attorno alla chiesa, disagi Cubone, anche per i pedoni, da sistemare anche il muro di contenimento in via delle Docce, angolo Capofonte, dice Maria. Allora, via delle Docce, angolo Capofonte. Spazio attorno alla chiesa e disagi per il Cubone, il famoso... Beh no, lì i disagi ci sono perché è in corso la ristrutturazione, sì, insomma l'edificazione di questa palestra in fondo a Viale Sanzio, e c'è... Diciamo che c'è l'attraversamento pedonale dove c'è, all'altezza di Viale Sanzio, dove c'è il benzinaio, per attraversare la strada, solo che tante volte le persone, anziché fare quei 5 metri in più per attraversare la strada in sicurezza, andare sul marciapiede e attraversare di nuovo lì di Piazzale Gioberti, passano dove c'è a fianco il Cubone, e signori miei, passate in mezzo alla strada, quello non è un discorso di disagio, quello è un discorso che non andate dove dovete andare, cioè, fate corso, no? 5 metri in più. Sono stati fatti apposta gli attraversamenti pedonali per permettere diciamo, il transito in sicurezza sul marciapiede, quindi insomma da quel punto di vista lì non sono d'accordo. Invece per quanto riguarda le altre segnalazioni ne prenderò nota e farò una verifica. Vediamo di fare appunto una verifica, perché sono tutte vie insomma di San Giovanni. Sì, no? sì, assolutamente. Quindi, il muro di Capofonte devo capire. Anch'io sì, non ho capito benissimo. Non mi è chiaro, se magari riesci a mandare una segnalazione un pochino più precisa, poi io la verifichiamo puntualmente. Un'altra zona, però sempre credo nella circoscrizione Piazza Foraggi, ricade ancora? Forse no, in realtà è tra la quinta e la sesta. Sì, esatto. Ancora la quinta, vabbè. Ne arriviamo fino alla fiera. La giriamo magari appunto alla quinta circoscrizione, però chiede gentilmente Elisabetta se si può rimettere in funzione il tabellone luminoso, i tempi d'attesa posto alla fermata di Piazza Foraggi, perché non funziona da tanto tempo. Ho provato a chiamare ma senza risultati, dice Elisabetta. Si parla dei tabelloni, quelli attaccati all'autobus, ma c'è un problema su tutti, perché spesso, no, da quello che ho visto quasi mai vengono aggiornati. Sì, l'unico consiglio che posso dare, e che ho visto che funziona, nel tabellone c'è un QR code, sì, e se con il telefonino si va a scannerizzare, a inquadrare il QR code, appare esattamente invece il percorso, il tempo d'attesa è aggiornato. Sicuramente non è il tabellone, però diciamo che ci si aiuta con questo. No? Ecco. È vero, sì, basta inquadrarlo con la macchina fotografica, diciamo, sì, no? Con la fotocamera del telefonino. Allora, lo diciamo insomma per chi magari non ha tanta dimestichezza. Ancora ho dimenticato la firma, sono Silvana, va bene, l'avevamo recuperato, era la signora che aveva scritto prima, perché non si mettono in azione le guardie ambientali, ci scrive invece Cosimo, i volontari di Trieste, le guardie ambientali. Beh, a parte il servizio della polizia locale ce le ha. Loro vanno anche in incognito per eventualmente fare una verifica sulla pulizia, sulle deiezioni canine e via dicendo. Certamente è difficile da diciamo, cogliere sul fatto una persona, no? che lascia magari la deiezione canina in quel momento, anche perché devi proprio
deve fare il cane la sua popò e il proprietario prendersi e andare via e tu devi coglierlo sul fatto, quindi non è facilissimo. So che ogni tanto vengono, se ci sono delle segnalazioni di un certo tipo, vanno e fanno le verifiche, perché mi è successo a me di un residente che mi ha chiesto aiuto e abbiamo comunque segnalato e loro hanno fatto le verifiche del caso. E dopo certamente non è che possono stare lì appostamenti tutto il giorno in attesa del colpevole, però insomma un qualcosa è fattibile, insomma si può intervenire. Poi diciamo che so che la polizia locale adesso sta facendo grossi lavori, anche perché il personale è aumentato, quindi pian pianino sicuramente entreranno. Esatto, e fra poco torneremo anche dalla polizia locale per la chiusura della galleria, ma ora dobbiamo andare velocemente in pubblicità, fra pochissimo. Rieccoci in diretta e allora diamo subito la linea al nostro Gianluca Paladin che si trova ancora davanti alla Galleria Sandrinelli, che proprio in questo momento viene chiusa al traffico dalla polizia locale. A te la linea, Gianluca. Chiusa il traffico dalla polizia locale la Galleria Sandrinelli, esatto Laura, e quindi diciamo che da adesso in poi fino a domenica, al 24 di domenica, non si potrà più transitare per la galleria. Ovviamente questo per i lavori urgenti a Cegas, o meglio il monitoraggio del sottosuolo, dei sottoservizi che vanno probabilmente rifatti, e quindi di conseguenza questo tratto di strada non sarà più percorribile. Deroga agli autobus, deroga ovviamente ai servizi di emergenza come ambulanza, polizia e quant'altro, appunto per fare in modo che in determinate situazioni la strada sia praticabile. Ora però invece per tutti gli altri, gli automobilisti, chi deve andare al lavoro, chi deve portare i figli a scuola, ma anche chi passa a piedi oppure in bicicletta, insomma bisognerà scegliere altre vie. Naturalmente il traffico sarà più congestionato in altre zone della città per ovvi motivi, i percorsi alternativi esistono, ci sono, però obiettivamente bisognerà anche fare attenzione, perché ci sarà molto più traffico in altre zone della città, quindi con possibilità anche di arrivare in ritardo alle proprie mete per tutte le persone che devono ovviamente per vari motivi girare in macchina o in moto, in scooter per Trieste. Ecco, la situazione la vedete adesso in questo momento, esattamente in questo momento i vigili urbani hanno chiuso la strada, da ora in poi nessuno può passare più per la Galleria Sandrinelli. Vedete che ovviamente questo era un lavoro già ampiamente annunciato, anche tu Laura ieri stesso hai fatto il servizio che ricordava sia le motivazioni che le procedure appunto per questa chiusura. E è chiaro che dopo il monitoraggio che viene fatto durante questa settimana da parte di Acegas per i sottoservizi, poi partirà l'ulteriore fase di cantiere, e di conseguenza ci aspetteremo anche di capire come poi verrà a procedere il tutto. Noi Laura fra poco ci sposteremo, realizzeremo qualche immagine magari anche per fare un servizio più completo al telegiornale sia delle 13:20 che delle 19:30, ma poi ci sposteremo dall'altra parte, così vedremo anche la situazione dal lato di piazza Sansovino. Ti restituisco la linea. Grazie Gianluca Paladin. Allora sì, dovrei fare un bel giro insomma per raggiungere la piazza Sansovino dall'altra parte, proprio la zona appunto tra le due gallerie, quella appunto più vicina, quella che dà su piazza Goldoni, è chiusa da questa mattina, da proprio qualche istante fa, l'abbiamo visto in diretta, e fino alle 24 di domenica 12 gennaio per consentire queste operazioni urgenti. Allora Barbara Odorico, c'è un'altra mail che ci scrive Fausto in merito alle problematiche relative alla raccolta delle deiezioni, insomma questo crea sempre molto dibattito. Sì. Desideravo solo porre una domanda: una volta raccolte quanti chilometri bisogna percorrere per sversare negli appositi contenitori, vista la cronica assenza appunto di questi contenitori, no? Questo è un problema di cui parlavamo anche prima. Sì, no? Diciamo che però i bottini delle immondizie non mi risulta che siano tanto distanti uno dall'altro, insomma, onestamente. Mi sembra che ce ne siano a sufficienza, insomma, non ho una statistica in merito.
ma insomma sono abbastanza vicini uno all'altro, insomma non è che succede nulla, insomma ripeto, è un qualcosa che ho fatto anch'io per tanti anni. Con cani di tutti i tipi, quindi si può fare assolutamente. Allora, l'attentissimo Claudio Visintin dice: scusi, ho dimenticato, auguri all'inaugurazione della nuova sede di Tele4 a Pordenone, buon lavoro ai bravissimi giovani giornalisti Chiara Floriduz e Federico De Ros. Entrambi facciamo assolutamente in bocca al lupo, sono validissimi colleghi insomma, che hanno lavorato qui con noi anche per un po' di tempo. Imprinting, avete dato l'imprinting. Esatto, ma davvero insomma sono stati collaboratori preziosi e continueranno ad esserlo appunto dalla redazione proprio di Pordenone che inaugura proprio per quanto riguarda Tele4 e tutto il gruppo di Media Nord-Est. Poi ancora invito la signora Barbara, ci scrive Paolo, a fare un giro in via del Timo per constatare lo stato d'abbandono della via per quanto riguarda la pavimentazione fortemente disastrata, via del Timo, dice Ok, sì, diciamo sotto Longera, no? La zona che da via Damiano Chiesa va verso sotto Longera, c'è una strada che appunto è via del Timo, è lunga, farò una verifica, verrò a vedere, cercherò di fare la segnalazione corretta, insomma. La faremo senz'altro. Sì. Intanto vediamo anche le immagini della zona proprio di Piazza Goldoni che stanno girando in questo momento i nostri colleghi, la nostra troupe composta proprio da Gianluca Paladin che abbiamo visto e da Alessandro Carelli e qui c'è la polizia locale che sta chiudendo proprio l'accesso alla galleria Sandrinelli, l'accesso alle macchine, naturalmente. Sai quante macchine passeranno comunque? Passeranno comunque, dice, speriamo di no, insomma, perché se passa l'autobus ci sarà sicuramente il furbo che passa. È importante comunque. Però che, ecco, ne abbiamo già vista una, non so se vabbè, non so se aveva una deroga particolare, però comunque insomma l'autobus è importante che passi perché sennò sarebbe stata davvero una rivoluzione nel sistema, visto le quantità di linee che passano di là. Infatti ce ne sono davvero tanti e anche naturalmente i mezzi dell'emergenza. La 1, la 10, la 29, la 15, la 15, la 16, insomma ce ne sono, no? Quindi davvero insomma è importante che continuino a passare, però vediamo anche che è importante che lavorino in sicurezza, no? Gli addetti della CEGAS APS AMGA per fare queste verifiche all'interno proprio della galleria. Allora, ancora deiezioni, Renata, io potrei suggerire che chi di dovere chieda ai proprietari dei quadrupedi se si sono muniti di sacchetti per la raccolta delle deiezioni. Si chiedeva, credo, nel comune di Muggia tempo fa d'estate la bottiglietta d'acqua per la pipì, ad esempio, cioè che ci sia un controllo di questo tipo, no? Sì, ce l'avete il sacchettino? E che poi in realtà succede qualche volta che qualcuno dice no, non ho il sacchetto ma c'ho il fazzoletto di carta. Sì. Diciamo che questo non so se è fattibile, bene, insomma, ma è un'idea, insomma, è un'idea per comunque incentivare un qualcosa. Io credo che comunque anche spingere dal punto di vista così di campagne pubblicitarie o anche, ricordo tantissimi anni fa il Comune di Trieste aveva regalato anche i sacchetti proprio con così un logo, una specie di cagnetto, insomma una cosa così, in maniera anche da sensibilizzare un po' di più, insomma, no? Dopo, che poi non è un costo comunque eccessivo, ma solo per dare una sensibilizzazione ulteriore a questa, che è un problema insomma, comunque giusto, di giusto. tutti. Allora c'è ancora in linea il nostro Gianluca Paladin, intanto vediamo appunto le immagini della polizia locale impegnata in questa operazione di chiusura della Galleria Sandrinelli. Allora c'è qualche novità, Gianluca, sei in linea? No, non è, eccolo sì, credo sia ancora in linea, però sta probabilmente informandosi. C'è una telefonata però in attesa, la sentiamo subito, poi ci ricolleghiamo magari con Gianluca. Allora, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, mi scusi, volevo fare una segnalazione, io l'ho già fatta per ben 3 volte al numero verde della rete elettrica che fornisce la città.
Dunque, in via Gambini, all'altezza del numero 7, c'è un lampione che non funziona già da mesi. Parlo della luce elettrica, quella stradale. Sì. Se si potesse riparare, perché io veramente non sono più in grado di, non avendo il computer, non sono in grado di intervenire via email. Cioè, praticamente si tratta del numero 7, praticamente all'angolo di via Manzoni, via Gambini, via Manzoni. Quindi manca basta, questo, diciamo, una via verso molto scura di sera Chiaro. no, oltretutto chiederei anche, quando possibile, di poter anche mettere una telecamera in quell'incrocio, perché capito. veramente è una via ma lei abbandonata. si è rivolta all'Enel, a quelle società? No, non è un'altra, la Edison, cos'è Edison, scusi, hai ragione. il fornitore, Sì, il fornitore. non hanno per risposto? 3 volte ho fatto la segnalazione telefonica. Ok. Sì. Ok. Va bene, sempre Grazie- appunto. grazie Se della possono segnalazione. intervenire, perché lì la via è molto scura. Va bene. Ha dato, chiedo scusa, ha dato forse anche il numero che c'è sul palo, perché so che ogni palo ha un numero. Io ho dato il mio identificante. numero di telefono, tutti i dati. il numero Ha che c'è il risposto una palo. signorina più volte e ha detto che provvedeva. Il numero Sul di palo della segnalazione. luce. Sul palo Sì, della sì, luce? sì. Sul palo della Il luce? numero della via? No, sul palo della luce Pronto? è attaccato. Si è interrotta la telefonata. No, No, lei c'è ci ancora. sta sentendo, noi la stiamo sentendo ancora. Sì, mi dica, Ecco, sì. non ho sentito Sul bene. palo della luce c'è un numero di riferimento proprio di quell'impianto. Non c'è il palo, è la propria rete centrale della via che manca. All'altezza del numero 7 non funziona, non funziona la lampadina. Quella quella sospesa, diciamo. allora, ok. Sì, è giusto? Quella sospesa, diciamo. Sì, quella sospesa, Chiarissimo. esatto. Va bene, grazie signora La ringrazio, mi della scusi. telefonata. Si immagini, insomma, una segnalazione che tentiamo di girare ancora una volta. Sì, Allora, anche perché se il palo ha è vero, l'etichetta. infatti con l'etichetta codice. con il numero di riferimento. Allora, di nuovo Gianluca Paladin che appunto deve aver avuto delle nuove informazioni che ora ci riferirà. A te la linea nuovamente, Gianluca. No, sì, Laura, solamente per dire che giustamente avete rilevato che un'automobile è passata proprio dopo la chiusura della strada. In realtà poi è entrata in uno dei parcheggi, no, che ci sono in via Silvio Pellico, quindi probabilmente sarà un residente, quindi immagino che ovviamente ci sono deroghe per chi ha il parcheggio là, ecco, ovviamente. Quindi, insomma, però il tema che dicevate voi esiste, cioè chissà che qualcuno, visto che passa l'autobus, non faccia il furbetto e passi lo stesso, insomma, chiaramente questo è un rischio. Bisogna anche capire se ci saranno dei presidi dei vigili urbani proprio a garanzia di ciò, insomma, quindi della serie che uno sbuca dall'altra parte e puff si ritrova la polizia locale, no? Una roba del genere. Vabbè, noi ci spostiamo, Laura, in modo tale da far rivedere la situazione anche dall'altra parte. E fa puff dall'altra parte. E fai puff dall'altra parte. Allora, bene, ti aspettiamo per il puff dall'altra parte. Grazie a Gianluca Paladin. Vabbè, insomma, ci si diverte anche, no? Così nelle nostre mattinate. Allora, questa è la situazione del traffico al momento, insomma, non particolarmente problematica, però è scattata questa operazione di chiusura della galleria proprio per consentire i lavori urgenti nei sottoservizi, insomma, nella rete idrica, no? Quindi sono particolarmente importanti. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei e buongiorno alla sua ospite. Buongiorno. E buon proseguimento d'anno. Anche Sono a Maria lei. Giovanna. Sono Maria Giovanna, buongiorno. Maria Giovanna. Allora, mi riferisco anche alla signora che ha telefonato prima per l'illuminazione di via Gambini. Sì. Io abito nella zona di Barriera Nuova. Volevo dire che Largo Mioni, cioè Largo Sonnino, mi scusi, Largo Sonnino non ha una luce. Se non ci fossero i semafori nel Largo Sonnino, cioè, non ci sarebbe illuminazione, perché ci sono 2 luci praticamente sulla scuola, che però sono attraverso un velo, perché chiaramente la scuola è in riparazione, e stessa roba anche via Raffineria, è buia. Cioè, se non ci fossero i semafori, anche l'attraversamento di via Raffineria è veramente delirante.
Ma è delirante, ma già alle 5 di pomeriggio ovviamente, perché siamo in inverno. Sì, ha ragione, sì. Ed è veramente, guardi, cioè, come arrivo in Largo Sonnino, dico, se non ci fossero i semafori o le macchine con i fari, lì proprio non si vedrebbe niente. Nulla. Perché non c'è un palo con una luce, Capito. ed è uno slargo, ecco, quindi cioè, è veramente un rione, mi scusi, ma un rione estremamente trascurato, il rione di Barriera Nuova. Grazie. Capito. Grazie signora Maria Giovanna della segnalazione, ne teniamo conto. Anche questa è una segnalazione per la quinta circoscrizione, Sì, magari sì. Vi potete, insomma, Sì, potete sì, dialogare, vi potete parlare con i colleghi, insomma, sono... No, la cosa che così, riflettendo sulle segnalazioni anche così appena aggiunte, comunque Edison è disponibile, perché so che il nostro presidente della sesta circoscrizione Paolo Perini si è interfacciato con loro per risolvere un problema che abbiamo invece in Viale Sanzio, dove in una zona specifica ci sono i pali della luce a fianco alle alberature, e chiaramente l'alberatura copre la luce e quindi ci ritroviamo spesso in coni d'ombra molto evidenti, e quindi diventa difficile transitare, e so che loro hanno così preso a cuore il problema e si sono anche interfacciati col Presidente appunto per trovare una soluzione, dando una illuminazione ulteriore per diciamo, rendere visibile il marciapiede. Quindi insomma penso che effettivamente con delle giuste segnalazioni anche da parte della quinta circoscrizione riuscirebbe tutti quanti, insomma, si riuscirebbe a risolvere il problema. Allora, una buona continuazione, ci scrive Gianni, alle due signore che illuminano lo schermo, ma grazie Gianni. La nostra città, si può dire, ogni giorno subisce violenze, rapine, furti, accoltellamenti, furti negli appartamenti, vere battaglie tra i giovani all'arma bianca, telefonate che mettono il ricevente in angoscia, e si riferisce in particolare alle truffe telefoniche. No? Questo soqquadro di una città dove vige un coprifuoco non dichiarato ma di fatto esistente, l'ex Isola Felice, vanto di noi più giovani, è stata cancellata per sempre, ora si può solamente raccontarla. La mia amarezza è tanta poiché non vedo una soluzione. Si è iniziato tutto con il politicamente corretto, cancellando le parole del nostro gergo per non offendere i nuovi arrivati che ci stanno contraccambiando con quello che ho scritto sopra. La vecchia civiltà diventa giorno dopo giorno sbiadita, tanto che tra non poco svanirà. E l'amara conclusione di Gianni, che è preoccupato. Ma perché non bisogna accogliere senza dimenticare le proprie radici e il proprio essere? Cioè noi dobbiamo non distruggere noi stessi per dare spazio agli altri, noi dobbiamo essere noi, con le nostre tradizioni, la nostra vita, la nostra città, i nostri usi, costumi, quello che vogliamo, e poi accogliamo, certo, se una persona si adatta al nostro modo di vivere, ben venga, se no, se non gli va bene, cioè non c'è scusa, non c'è storia, non è che io posso dare, come è successo in certe situazioni, che gli viene concesso il beneficio di ma lì dalle sue parti si fa così. No, qui da noi no. Qui da noi non si fa, non è che questo deve essere chiaro, no? Non funziona così, non funziona così, e deve esserci un qualcosa di molto più rigido su questi temi, e deve essere chiaro che se tu delinqui in un certo modo qui non c'è più spazio per te, ma questo manca, e me ne rendo conto, e mi fa paura anche me, insomma, ed è molto triste, sì. Allora, c'è una telefonata in attesa. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono in contatto con voi adesso? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo Liana. Io telefonavo per il sottopasso di via Paesiello, dove c'è la fermata della 34. L'autobus si ferma nel punto più buio dell'intero sottopassaggio e bisogna attraversare la strada per andare dall'altra parte in campo Metastasio. È un buio terribile, le macchine corrono veloci e lì ci sarebbe bene almeno delle righe pedonali, qualcosa del genere, se fosse possibile. Un passaggio pedonale, insomma. Esatto. Chiaro. La zona è nella circoscrizione, credo, settima, se non mi sbaglio, via Paesiello, sì. Credo di sì. Va bene, questa è la segnalazione, quindi nel sottopasso dove ferma la 34?
Esatto, proprio la fermata della 34, l'ultimo attraversamento della strada, ma ci sono le righe. Un passaggio pedonale. Utile. Grazie signora Aliana, buona giornata e grazie della segnalazione. Sì, passaggi pedonali, adesso io la zona onestamente non la conosco, quindi non so dare una risposta puntuale. Diciamo che alle volte non è fattibile mettere un passaggio pedonale se non c'è il codice della strada non lo permette, però magari ci può essere la possibilità appunto o di metterci una luce ulteriore, magari uno specchio parabolico che mi permette poi eventualmente di vedere le macchine che arrivano, i mezzi che arrivano, l'autobus o quello che è. Mi viene così, ricordo via Marchesetti, dove ho fatto una richiesta di intervento agli uffici, dove lì appunto c'è una fermata dell'autobus, i residenti hanno fatto la richiesta per un attraversamento pedonale, l'attraversamento pedonale non può essere messo, però appunto in alternativa ho chiesto che venisse installato uno specchio parabolico e soprattutto che la pulizia del verde che lambisce la strada venga fatta periodicamente in maniera che ci sia anche maggior visibilità e possibilità alle persone di vedere e di attraversare in sicurezza per quanto possibile. Chiarissimo, allora grazie a Barbara Odorico per essere stata con noi, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie, buona giornata a tutti. Buona giornata anche a lei, noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, fra poco ci sarà Giorgio Scrip, consigliere comunale della lista Russo.Franco, a fra poco. Allora, bentornati in diretta, diamo subito il buongiorno a Giorgio Scrip, consigliere comunale di lista Russo.Franco. Buongiorno, ben arrivato, buon anno, buon proseguimento d'anno anche a lei. Grazie altrettanto, buongiorno a tutti. Allora, è stato un reinizio, insomma oggi è il giorno dopo la fine delle vacanze natalizie, quindi c'è anche un po' di caos in città, l'abbiamo visto prima con la chiusura della galleria Sandrinelli, abbiamo anche le immagini della via Madonnina che forse possiamo far vedere direttamente dalla chat, così ce l'hanno mandate poco fa, è praticamente intasata, insomma c'è confusione già da Largo Barriera per questa chiusura appunto della galleria. Vediamo qui c'è una lunga fila per salire appunto verso piazza Sansovino, ecco vediamo qui appunto una lunga coda direttamente proprio da Largo Barriera lungo l'importante arteria che già aveva avuto grossi problemi per i lavori che c'erano proprio in cima, no? Alla via Madonnina tempo fa, adesso la stessa cosa si sta verificando già subito alla ripresa, insomma, ecco qui ci sono altre immagini sempre della lunga coda in via Madonnina. Allora, quindi un po' di caos, insomma, un po' di disagi, l'avevamo abbondantemente anticipato anche nei nostri servizi, assolutamente. Allora, andiamo a vedere ora anche la mail che ci invia Loredana, dice: buongiorno, in tutte le città si fanno manutenzioni stradali e gli abitanti non dicono nulla, solo a Trieste si fanno polemiche e commedie interminabili per qualsiasi cosa, dice Loredana. Insomma, vabbè, insomma, immagino che ci siano proteste magari anche un po' in tutte le parti dove si fanno i lavori, no? Immagino di sì, insomma, sono lavori, voglio dire, che probabilmente appunto bisognava farli, quindi c'è necessità di fare questo periodo di sondaggio, no? Per capire cosa sta succedendo, cosa servirà a fare. Certo, quello che un po' così, leggendo un po' di commenti, ma anche insomma un'opinione personale, far partire questi giorni, il giorno subito dopo la ripresa delle attività, dopo un periodo di vacanza sostanzialmente, forse, però dico forse senza sapere, senza avere, voglio dire, un'idea, no? Forse questi lavori, questa settimana, questo blocco poteva venire fatto durante il periodo natalizio, nel quale c'erano molti giorni festivi, c'era poco traffico e quindi probabilmente questo poteva aiutare un po' a non avere questa ripresa un po' caotica, ecco, di oggi. Ma insomma, è vero, infatti, però questo è un po' un pensiero che fanno un po' tutti, poi probabilmente dietro ci saranno altri ragionamenti, altre programmazioni, certamente. Insomma, è chiaro che alcuni lavori nel centro cittadino
sarebbe auspicabile che vengano fatti appunto la notte oppure nei giorni di minor traffico. È chiaro, fra poco il nostro Gianluca Paladin con Alessandro Carelli si posizioneranno dall'altra parte della galleria, all'interno proprio tra le due gallerie, la Sandrinelli e la San Vito, vedremo come va la situazione in quel luogo. Intanto ci scrive anche Alberto che vuole sapere, avete qualche notizia su come sono andati i fuochi epifanici? Allora, è una tradizione forse più sentita in Friuli e nell'Isontino che qui da noi, allora so che quello più autorevole è il Pignarul Grant di Tarcento, sì. E vediamo appunto su Udine Today che il Pignarul Grant ha detto che sarà un anno faticoso, quindi non particolarmente insomma, positivo il responso di questo fuoco epifanico, che è quello più ritenuto insomma, il principale, il più importante della regione. Mentre leggendo il Piccolo nella pagina isontina prima avevamo visto che invece quelli isontini Romance, Fratta e Versa annunciano un'annata agricola ricca, quindi insomma c'è un po' di discrepanza tra i due responsi, diciamo così. Un anno faticoso mi sembra che non si sbagli di molto, non si può sbagliare. Credo che purtroppo insomma, a livello su tanti piani, su tanti livelli, certamente voglio dire l'auspicio per tutti, di tutti, è che sia un anno migliore, sempre questo è l'auspicio. Assolutamente. Però guardando un po' la realtà, guardando un po' tutto quello che ci succede attorno, certamente dire che sia un anno faticoso credo che non si può sbagliare, non si sbaglia insomma, di molto. Assolutamente, quindi è vero. credo che l'autorevolezza del Pignarul Grande di Tarcento viene confermata ancora dai fatti, volta. credo. Allora, facile previsione, diciamo così. Allora, io vedo pronto il nostro Gianluca Paladin dall'interno appunto delle due gallerie nella zona di Piazza Sansovino. Allora, a te nuovamente la linea, Gianluca. E siamo sbucati dall'altro lato, Piazza Sansovino, solo gli autobus e i mezzi di soccorso possono passare, eccoli qui che attendono il semaforo verde, ovviamente polizia locale sul posto anche da questo lato, proprio perché la chiusura è avvenuta da pochi minuti, di conseguenza bisogna chiaramente presidiare l'area a garanzia appunto che tutto funzioni. Disagi particolari in questo momento non ne ho visti, è il traffico però in realtà si è riverberato in altre zone. Prima so che avete mandato le immagini in onda, quelle che vi abbiamo inviato con il telefonino appunto di via Madonnina, che effettivamente era abbastanza intasata per via del traffico di chi deve salire appunto per questa zona della città. Quindi galleria di Piazza Goldoni e Piazza Sansovino chiusa, la galleria Sandrinelli sarà chiusa come dicevamo fino alla mezzanotte di domenica per permettere le rilevazioni di accegas sui sottoservizi e quindi poi procedere con le altre fasi dei lavori, sottoservizi che appunto verranno rifatti appunto perché considerati ammalorati e vetusti, quindi a garanzia di non avere brutte sorprese come scoppio improvviso di tubature o altro che purtroppo abbiamo visto in altre occasioni in centro città, bisognerà appunto procedere con queste rilevazioni per andare avanti con il cantiere poi successivamente. Proprio uno in quel detto punto, questo, proprio come esplosione di una tubatura proprio in quella zona dove ti trovi in questo momento, Gianluca, quindi effettivamente insomma la rete aveva bisogno di una giustata, diciamo così. Ha bisogno di una svecchiata, come si suol dire, insomma. Adesso vediamo che altre immagini fare e riprenderemo un po' la situazione anche nelle altre zone della città. L'avete già vista appunto con via Madonnina parecchio intasata, e quindi insomma vediamo come reggerà il sistema per tutto il resto della settimana. Poi gioco forza, questi lavori sono urgenti e ovviamente vanno fatti. Prima tra l'altro passava anche un'ambulanza, non doveva andare dentro la galleria, però questo è un altro tema. Noi durante le operazioni di soccorso chiaramente bisogna far passare i mezzi deputati a ciò. Vi restituisco la linea. Grazie Gianluca. Allora abbiamo visto insomma i primi movimenti, speriamo vada tutto bene, dai. Ma sì, insomma, noi dicevamo prima. In realtà siamo per riallacciarmi a quello che si diceva prima, siamo un paese nel quale un po' ci si dimentica della manutenzione. Andrebbe fatta con più questo costanza. È esattamente, no? La manutenzione è un'operazione che ha dei costi molto importanti spesso,
apparentemente crea soltanto dei disservizi, come in questo caso. Certamente disservizi che potrebbero venire forse, come dicevo prima, programmati con più forse attenzione, con più cura, cercando di ridurre i tempi e soprattutto concentrare i lavori in periodi un po' morti. Detto questo però, ribadisco il concetto che la manutenzione è un'attività molto importante, se pensiamo un po' alla nostra anche Italia, tragedie anche sulle autostrade, no? Mi viene in mente i viadotti, i ponti, eccetera. Quindi noi oggi vediamo manutenzioni un po' dappertutto e ci lamentiamo. Ecco, dovrebbe essere l'atteggiamento un po' in realtà inverso. No? La manutenzione è un'attività di cui dovremmo essere contenti tutto sommato. Dico, fatto salvo però l'organizzazione ottimale dei lavori. Allora, c'è una telefonata, la sentiamo. Pronto? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, un saluto a lei, Bucarella, gentili ospiti e tutti i telespettatori di Tele4. Buongiorno. Se mi permette, Bucarella, lei sa benissimo che lei è una beniamina di noi telespettatori di Tele4, no? Ecco, mi permetto di segnalarle che qualche volta così capita che su certi argomenti spinosi lei ci parli sopra alla persona che parla, no? Ecco, volevo segnalarle che questo le porta via un po' della sua bellezza, nel campo giornalistico. Va bene. A quale argomento si riferisce in particolare? Ma guardi, mi è capitato l'ultima volta, stavo portando dei dati molto importanti per la città di Trieste e siccome questi dati qua, mettevano in evidenza certe inefficienze dell'amministrazione comunale, lei si è messa a parlare sopra e ho dovuto chiudere perché non probabilmente lo faccio, mi scusi se la interrompo, ma lo faccio di solito quando la telefonata si protrae troppo tempo e allora in qualche modo bisogna chiudere perché mi dicono c'è la pubblicità, c'è un'altra telefonata, eccetera, quindi glielo spiego proprio così, però se vuole ribadire il concetto ci dica pure. A parte questo, così esprimere sempre la mia simpatia, volevo un po' suggerire al nostro ospite che negli anni 70, più o meno all'epoca di Staffieri come sindaco, poco più, poco meno, una cosa molto interessante a Trieste, perché Trieste ha un problema, no? La gente si lamenta non perché è brontolona, perché la morfologia del territorio triestino da una semplice manutenzione crea un grosso problema. Se porto un esempio, oggi chiudiamo la galleria, c'è da fare la manutenzione, tutto quello che noi vogliamo, però passiamo da un'alternativa ad una strada grande a una strada piccola. E questo qua, stessi problemi la Trieste, ma ce l'ha anche Genova, no? Proprio per la morfologia del territorio. Però negli anni 70, quando c'era Staffieri, cosa è successo? È successo che in quel periodo si usava, avevano una sorta di commissione composta da consiglieri comunali che studiavano, e questo è quello che la sensazione che manca qua a Trieste, studiavano quando c'erano dei lavori di una certa importanza un sistema per dar meno fastidio agli automobilisti o pedoni a seconda del lavoro che doveva intervenire. La sensazione che si ha che all'epoca si guardava a questi dettagli, ora si chiude, si va e chi si è visto e chi se ne frega. Capito. Ecco, forse sarebbe un po' da ripensare questo tornare un po' indietro agli agli anni 70, capito? Va bene, grazie della segnalazione, insomma è un po' quello che stava dicendo lei prima. Anzi, no? grazie della segnalazione un po' dal passato, tante volte si può davvero apprendere delle strategie che oggi forse sono state un po' dimenticate ed erano certamente migliori in alcuni casi, ma l'impressione è in realtà che sì, in generale che Acegas in molti casi faccia un po' quello che ritiene, ecco. Cioè io sono un consigliere comunale, però ovviamente d'opposizione, quindi probabilmente non ho titolo, ecco, a essere consultato appunto per pareri di questo tipo, anche se sarebbe opportuno, no? Immagino i consiglieri anche delle circoscrizioni, cioè io faccio parte anche della commissione comunale relativa al traffico, nulla di tutto questo appunto in questa commissione non è stato affrontato questa tematica, quindi poteva essere questa una sede certamente. L'impressione, dicevo, è quella che Acegas in alcuni casi, non dico in questo, ma in alcuni casi con la scusa un po' dell'urgenza faccia un po' quello che vuole, cioè che passi sopra
un po' a quello che sarebbe il buon senso. Faccio un esempio così, giusto di una cosa che conosco perché è vicino a casa mia direttamente. Io appunto abito a Opicina. Opicina hanno chiuso una strada, io credo per più di un anno, per fare dei lavori di allacciamento e la fognatura. La via del Sabotino, che collega la 202 all'altezza della centrale elettrica, per capirsi, no? Al centro di Opicina, è rimasta chiusa per oltre un anno. Senza grandi spiegazioni, senza grandi motivazioni, diciamo, tecniche, ecco. E ora certamente quella non è una grande arteria dove passa grande traffico, però un po' di disagio ai residenti e anche a chi abitualmente prendeva quella strada c'è stato, no? E quello che però fa un po' specie è il periodo molto prolungato di tempo. Un anno, insomma. Più di un anno. Io mi chiedo come anche un comune possa permettere una chiusura di una strada pubblica per oltre un anno, ecco, no? Quando i lavori dovrebbero essere sul terreno pubblico concentrati nel minor tempo possibile per creare meno disagio. Ecco. Quindi certo. le cose sono un po' simili, certo sono due esempi molto diversi, però l'impressione è quasi che non siano gestiti, diciamo, in maniera ottimale. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, a fra poco. Bentornati in diretta. Allora, siamo sempre in compagnia di Giorgio Sklip, consigliere comunale della lista Russo.Franco, che sta dialogando con voi telespettatori. C'è già un'altra telefonata in attesa, la sentiamo. Buongiorno. Buongiorno signora Bucarella, buongiorno a lei e a Sklip. Buongiorno Nivea. Grazie, Nivea. Allora, a proposito della Cegas, vi voglio raccontare una cosa e poi vediamo come lavora la Cegas, no? Allora, da una decina di giorni, l'altro anno, c'erano dei segnali blu sul manto stradale, che è la via dei Baiardi, la strada è stretta, ecco. Allora, blu, Skip me lo può confermare anche lei, è il gas. Nessuno si è fatto vivo per 15 giorni. Tutto un tratto, al mattino, troviamo la strada chiusa, senza il preavviso dei segnali di 24-48 ore, quale deve essere il segnale per avvisare la cittadinanza che le strade verranno chiuse, e stanno scavando. Io mi ritrovo chiusa a monte e a valle con degli scavi su. C'era un grosso intervento per perdite d'acqua e giù hanno chiuso per il gas, senza avvisare, senza niente. Questo è il modo in cui lavora la Cegas. Ho telefonato alla polizia locale e ho detto come mi trovo. Sa che cosa mi hanno risposto? Beh signora, sia chiusa a casa e non vada fuori oggi. Questa è stata la risposta e ci sono anche le telefonate che vengono registrate, si può controllare. Noi in via dei Baiardi siamo stati chiusi nel 2024 per circa 6 mesi, tra un scavo a monte e un scavo a valle. Era veramente un disastro. Comunque voglio sperare che questi personaggi che lavorano così bene siano, e non parlo degli operai, parlo dei dirigenti, lavorino anche la notte e le giornate festive, perché veramente, come diceva il signor Ferluga, mi sembra che ormai è andato avanti di Roiano a New York, e lui era abituato ad andare in America più volte. Quando si faceva qualche lavoro, anche se diluviava, mettevano il gazebo sopra il scavo e andavano avanti. Grazie. Grazie a lei signora Nivea, buona giornata. Questa è la segnalazione, insomma, della nostra telespettatrice. Sì, che conferma un po', insomma, quello che dicevamo in precedenza, insomma, probabilmente anche una non spesso, non precisa, non tempestiva, non diciamo diffusa comunicazione di dove e quando i lavori sono programmati. Forse viene da pensare, perché in alcuni casi, specie quando i lavori sono piccoli, non come quello della galleria, insomma, che è stato ovviamente preannunciato per i disagi al traffico che insomma inevitabilmente ci saranno, probabilmente nei lavori più piccoli, dove appunto si va a intralciare la vita di qualche residente,
questa comunicazione viene fatta in maniera molto generica, viene da pensare, insomma, mettono questo cartello, poi magari ci sono 2 o 3 cantieri aperti, un giorno lavorano in un cantiere, un giorno in un altro, insomma, questo certamente non facilita la vita dei cittadini, che hanno tutto il diritto di sapere se quel giorno potranno uscire di casa in automobile, se devono lasciare l'automobile posteggiata, come in questo caso alla fine, ad esempio, di via dei Baiardi, in via Cantù, quindi, oppure nel lato alto, insomma, sulla strada nuova di Opicina, e la cosa non è indifferente, certamente non è indifferente, perché per uscire a casa la mattina, andare ad esempio a lavorare o andare dal medico, può cambiare anche 20-30 minuti di differenza nell'organizzazione quotidiana. Quindi torniamo sempre lì un po', no? Qui la programmazione dei lavori molto chiara e anche e soprattutto una comunicazione seria ed efficace ai cittadini e alla cittadinanza. Allora, intanto i nostri colleghi hanno realizzato il cosiddetto camera car all'interno della galleria per far vedere, insomma, quello che in questo momento fino a domenica non si potrà fare. Possiamo anche vederlo, ecco qui, entrano nella galleria. In realtà ancora non vediamo cantieri allestiti, ma sono davvero le prime battute, no, di questo blocco. Adesso probabilmente, insomma, sarà allestito questo cantiere per la verifica dei sottoservizi, insomma, della rete idrica che corre proprio sotto la galleria Sandrinelli. Allora, abbiamo una telefonata, la sentiamo insieme. Pronto? Buongiorno. Buongiorno e buon anno a tutti e due. Buon anno anche a lei, grazie. Allora, visto la situazione creatasi nella scuola elementare di San Giusto, sì, dove i bambini saranno smistati su 2 scuole, sì, e visto la pericolosità della scuola, della strada di via Italo Svevo, dove vengono smistate 3 classi, io auspico che ci sarà almeno un controllo nel periodo di entrata ed uscita del traffico che c'è, perché quel tratto di strada è molto pericoloso. Le macchine corrono, se ne fregano del semaforo, se ne fregano delle strisce pedonali, e visto che ci sarà un grande aumento di bambini, e lo spazio davanti alla scuola non è enorme, io spero che la polizia locale si occuperà dell'ingresso almeno fino alle ore 9, perché ci sono anche 2 nidi là, le medie, adesso questi delle elementari. Spero che la polizia locale tramite magari l'assessore De Gavardo, si occupi di mettere alcuni, non so, nonni paletta o cosa del genere, onde evitare che succedano dei gravi incidenti, sperando che i lavori nella scuola vengano fatti nel più breve tempo possibile e velocemente, perché è una scuola molto molto importante, anche perché i bambini più piccoli verranno smistati su alla Biagio Marin, chi ha 2 figli, per esempio, avrà delle grosse difficoltà di portarli, di entrare, di uscire, eccetera, eccetera. Vi ringrazio, buongiorno. Grazie a lei, signora, buongiorno, grazie della segnalazione. Ne abbiamo già parlato, insomma, dopo il crollo, no, del soffitto in un corridoio alla scuola San Giusto, i bambini, circa 200 alunni, sono stati smistati dalla terza in poi, appunto, alla scuola di via Svevo, gli altri, quelli più piccoli, prime e seconde, nella scuola, appunto, Biagio Marin, più verso Servola, insomma. Certo, no? sì. Anche qui. Allora, la richiesta della signora mi sembra, come dire, di buon senso. Certo. Adesso io su questo non posso fare niente, però appunto è già stata individuata l'assessore, no? che dovrebbe probabilmente, che potrebbe probabilmente prendere qualche contromisura a questa situazione. Sì. Insomma, auspico anch'io che venga fatto, perché sappiamo purtroppo che gli ingressi davanti alle scuole sono sempre punti critici, perché in quei momenti di ingresso si fermano i genitori per
per consegnare, tra virgolette, per portare i bambini a scuola, specialmente i bambini più piccoli, quindi si crea un po' di traffico, in quelle zone poi il traffico è anche sostenuto già, come dire, normalmente, quindi la zona è critica, appunto si auspica proprio che qualche misura per ridurre il rischio venga presa. Insomma, se non verrà fatto, magari adesso, visto che ho sentito questa richiesta, magari mi farò anch'io tramite perché questa contromisura venga presa. Allora, dobbiamo fermarci per l'ultima pausa pubblicitaria della mattinata, ci rivediamo subito dopo, a fra poco. Bentornati in diretta, allora sempre in compagnia di Giorgio Sclip. Allora abbiamo sentito anche un po' le lamentele per lo spostamento della scuola San Giusto, però sappiamo insomma che erano lavori anche in questo caso urgenti, si torna anche un po' al tema delle manutenzioni, no? Esatto, probabilmente sono necessarie assolutamente. Sono necessarie, sì. È vero. Diciamo qui si è arrivati un po' tardi, perché non è stato un lavoro di manutenzione, cioè o meglio è stato un lavoro di manutenzione resosi necessario a seguito di un crollo, no? Quindi la manutenzione dovrebbe arrivare prima, che succedano fatti di questo tipo. Comunque insomma il discorso è quello, non è sempre facile. Allora consigliere, come si è chiuso l'anno che ci siamo lasciati adesso alle spalle in Consiglio Comunale, non in modo particolarmente positivo, insomma, a parte di capire dal punto di vista dell'opposizione, quali sono i temi che insomma in qualche modo non vi sono piaciuti, più di uno, no? Sì, più di uno, ma devo dire la verità che l'ultima parte dell'anno, diciamo autunno, tardo autunno, fine dell'anno, certamente il clima in Consiglio Comunale non è stato buono, soprattutto per una chiusura completa, diciamo così, da parte della maggioranza su molti temi. Tutto è cominciato con... Possiamo partire con la delibera del Porto Vecchio, che è stata molto divisiva, l'abbiamo detto insomma, in tante occasioni, però quello è stato uno snodo davvero importante. È vero. Non più tardi di ieri, credo abbiamo letto sul Piccolo, no? Sì. Delle prime mosse, dei primi cantieri che partiranno, abbiamo sentito subito parlare, a parte di questa bretella raddoppiata, in qualche modo qualcuno l'ha già definita un'autostrada, all'interno del Porto Vecchio, tanti sparavano questa potesse essere invece una zona per andare in bicicletta, per correre, per camminare, non dico un polmone verde, ma quasi. Un nuovo tipo di viabilità, esatto, insomma, no? Più lenta, più a misura d'uomo, dove le auto probabilmente insomma, rimangano su Viale Miramare quasi, ecco, non entrino in quest'area. Invece questi sono un po' i programmi, posteggi, abbiamo sentito parlare di posteggi, magazzini da trasformare in park, quindi è chiaro che anche quell'area lì vedrà molto traffico. Questo era un punto, uno tra i tanti, che non ci trovava d'accordo, e su questo purtroppo c'è stata una netta divisione, contrapposizione, e noi addirittura abbiamo abbandonato l'Aula, e appunto una delibera che è stata definita storica è stata approvata in solitaria, come dire, tra gli applausi, ma insomma davvero un po' amari, diciamo così, della maggioranza. Ecco, da lì c'è stata un po' una chiusura su tanti altri aspetti, anche sul bilancio, insomma una contrapposizione che non fa bene alla città dal mio punto di vista, no? Perché in Consiglio Comunale siedono persone, credo che ognuna ha le proprie idee, ognuna ha il proprio punto di vista, però tutti sono lì per il bene della città, quindi io credo dovrebbe esserci una visione un po' più corale, un po' più che guardi a tutte le presenze, le persone che sono presenti, che siedono in quell'aula, e invece questo purtroppo non lo vedo. Non succede, insomma. Purtroppo non viene preso in considerazione, praticamente a parole sì, si chiede collaborazione, ma poi nei fatti questo non succede. Direi che è successo nell'ultimo anno, quasi mai sostanzialmente, e questa divisione certamente non aiuta la città. In più ci sono grandi temi che continuano a rimanere divisivi,
diciamo, sui quali l'amministrazione comunale continua in maniera molto testarda a voler andare avanti. Parla della cabinovia. Ad esempio la cabinovia, no? Ormai credo sia, come dire, ormai di dominio pubblico da parte di tutti, anche dei cittadini più disattenti, no? L'iter che ha avuto quest'opera, diciamo, che per ora è soltanto sulla carta, e auspichiamo in tanti rimanga soltanto sulla carta. Però se prima qualche cittadino aveva anche c'è il finanziamento europeo, perché non farlo, perché non sfruttarlo, soldi, è un'occasione per la città, esattamente, no? Oggi abbiamo avuto la conferma, non più tardi di qualche giorno fa, che questi soldi, cioè qualche mese fa, che lo stralcio dei finanziamenti PNRR, poi sopperito con un annuncio così un po' fantasioso da parte del ministro Salvini qui a Trieste, i soldi ci sono già a disposizione, mentre è stato verificato, no, dal senatore Patuanelli, che ha fatto una dichiarazione che non c'è traccia all'interno del bilancio del nostro paese di questo finanziamento. Quindi è una storia che continua a raccontare bugie, e si cerca di portare avanti con ogni evidenza, okay? E questo è molto divisivo dal mio punto di vista, anche proprio per il cittadino qualunque che segue le vicende del Consiglio Comunale con distacco, però ad esempio di fronte a questa specifica situazione si sente un po' preso in giro, direi un po' da tutti, un po' da chi continua a portare avanti quest'opera. Ecco, questo certamente non aiuta un clima costruttivo, un clima positivo, un clima che dovrebbe vedere tutti i consiglieri comunali, almeno questo è il mio auspicio, remare, come si dice con un'immagine, nella stessa direzione, possibilmente almeno su certi temi, ecco. Chiaro. Allora, Anna Maria ci scrive: segnalo ancora una volta il grave disagio degli abitanti, in via San Pasquale, ai quali è stata tolta la fermata attigua al cancello d'ingresso, e non solo per i tanti anziani ma anche per i ragazzini delle medie superiori. Una fermata aggiuntiva chiede in via San Pasquale, non è chiaro a che altezza, non ho presente insomma quale sia via San stata Pasquale tolta. È lunga. Esatto, infatti bella lunga, magari se ce lo fa sapere, ecco, la signora Anna Maria però chiede una fermata aggiuntiva appunto dell'autobus in via San Pasquale. Patrizia invece: cara Laura, continui così, grazie, sono tutti tuttologi, sanno fare qualsiasi mestiere. Vabbè, insomma, diamo voce un po' a tutti coloro che vogliono intervenire, assolutamente. Certo. La chiusura al primo giorno di ritorno alla solita routine, scrive Renata, non è stata una scelta ottimale secondo me. Non sarebbe stato meglio fare la manutenzione durante le feste scolastiche? Questa è la domanda di cui parlavamo prima. Che si fanno un po' tutti. Certo. Allora, dunque, buongiorno Patrizia, tutto sto casino per una galleria per un mese, ma basta, no, in realtà per una settimana, quindi ancora di meno. Però poi mi sembra ci sarà in seguito alle verifiche ci saranno i lavori, no? Perché quindi in questa fase sarà individuato il punto esatto, insomma, dove intervenire, dove fare lo scavo. Diciamo, l'auspicio di tutti è che questa settimana si capisca cosa bisogna fare, poi si capirà l'entità dei lavori, esatto. E questi auspichiamo tutti vengano programmati nel miglior modo possibile. Perché insomma. Magari tutti ancora ci ricordiamo, insomma, l'altra galleria, abbiamo Piazza Foraggi, e quindi forse si teme questo tipo di problema, però insomma poi siamo in centro, molto in centro, quindi diventa sicuramente più problematico. Purtroppo appunto la gestione della galleria di Piazza Foraggi è stata molto, molto critica, anche lì insomma tempistiche lavori stravolti nelle modalità e tempistiche non raddoppiate, 10-12 volte la durata è stata aumentata, quindi insomma certamente disagi molto importanti, la città divisa in due, quindi le persone, tutti quanti hanno un po' in mente quel precedente. Chiaro. Allora, Giorgio ci scrive: il telespettatore prima ha proposto di fare una commissione per i lavori straordinari come negli anni 70. Chiedo quanti mezzi privati e pubblici giravano per la città in quegli anni. Oggi esiste un problema di viabilità non solo legato alla morfologia del territorio ma anche alla quantità di veicoli che circolano. Questo è vero, insomma, ha ragione il signor Giorgio. Forse un suggerimento potrebbe essere incentivare e potenziare il servizio di trasporto pubblico piuttosto che creare
l'ennesima inutile commissione, dice Giorgio, cioè potenziamo di più insomma, gli autobus. Sì, ma potrebbe essere, cioè tutti e due suggerimenti vanno in una direzione corretta. Se negli anni 70, no, si parlava prima, il traffico non era tanto sostenuto, oggi invece lo è, certamente una commissione avrebbe ancora più senso. Poi io non sono tanto in realtà per commissioni, sono una persona molto più pratica per cercare di trovare delle soluzioni, anche insomma in maniera molto pragmatica. Dal mio punto di vista incentivare l'uso del mezzo pubblico sarebbe davvero una soluzione ottimale. Ecco, se fosse per me credo bisognerebbe farlo domani, anche se so che non è possibile, tutto il centro cittadino, dal mercato coperto a via Carducci alla stazione ferroviaria, zona soltanto per i residenti o quasi, autobus, in maniera da liberare la città da questo inutile traffico di persone che sostanzialmente girano intorno ai palazzi per cercare un posteggio, fanno anche 10-15 giri per trovare un posto libero, aumentando il traffico. Sicuramente questo non aiuta. Ecco, la visione della città che ho io personalmente, ma insomma credo molte persone della nostra Trieste, specialmente del centro, diciamo, quello dalle rive appunto via Carducci, è molto diversa e va in una direzione completamente opposta a quella che stiamo vedendo oggi, dove appunto anche un semplice lavoro di manutenzione, semplice tra virgolette lavoro di manutenzione, crea... Non è semplice del tutto. No, non è assolutamente semplice, ma insomma appunto per il traffico che c'è ed è presente crea inevitabilmente dei disagi importanti. È vero, intanto il signor Gianni ci manda una foto d'epoca, il giorno dell'inaugurazione ci scrive il signor Gianni della galleria di cui stiamo parlando, ci sono tutt'altro tipo di mezzi, insomma, no? Vediamo trainati da cavalli, quindi è proprio davvero insomma tutta un'altra situazione rispetto a oggi. Grazie al signor Gianni per questa bella fotografia d'epoca. Allora, c'è una telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Non so se sono io. Sì, buongiorno. Buongiorno, mi scusino tanto, buongiorno e buon anno a tutti voi. Buon anno anche a lei. Sì, io volevo solo specificare la mia richiesta. Signora, mi scusi, può gentilmente abbassare il volume della sua televisione, altrimenti sentiamo il ritorno in onda. Allora, io non riesco perché ho un ritorno di infatti dovrebbe abbassare... di audio che non mi è chiara. Dovrebbe abbassare il volume della televisione e sentirci attraverso il telefono. Benissimo, grazie, mi scusi tanto. No, si immagini, grazie. Grazie, ecco, adesso ci allora, sentiamo meglio. Io volevo specificare meglio la richiesta che abbiamo fatto più volte per l'aggiunta di una fermata in via San Pasquale, 111 eccetera. 111. Sono 7 palazzine racchiuse entro un cancello che improvvisamente, senza nessun preavviso, sono stati privati della fermata che avevano abbastanza vicino, dico, e che invece è stata completamente eliminata assieme anche a una cabina di vecchio tipo, quelle che si usavano in periferia una volta, ed è stata distrutta e spostata l'altra fermata a scendere, cioè avevamo una fermata a salire verso Catinada, verso il Ferdinandeo, che era abbastanza vicina al cancello. Questa è stata completamente eliminata con la cabina e spostata quella a scendere verso l'ospedale maggiore, che era già lontana, parecchio lontana dal cancello, ma è stata ulteriormente spostata di... Loro dicono solo 60 metri, ma i solo 60 metri non hanno niente a che vedere con la realtà.
perché il condominio, che probabilmente coloro sarebbero i responsabili, ecco, diciamo così, non hanno avuto la minima sensazione che dentro a quel cancello, che non si vede, che sfugge facilmente, c'erano 7 edifici con 73 famiglie e quindi 200 più o meno, diciamo 200 abitanti. Questi sono posti all'interno del cancello, parecchio all'interno, e qualcuno, quelli specialmente dell'ultima casa 111/3, devono percorrere 100 metri per arrivare al cancello. Dopodiché cominciano ad avviarsi verso la fermata, che come ho detto prima era a pochi metri dal cancello. A pochi metri dal cancello. Chiedete il ripristino, insomma, di questa fermata. Scusi, sa che non ho sentito. Chiedete che sia ripristinata, insomma, questa fermata che ecco, serviva chiediamo che venga ripristinata questa fermata, e pazienza se quell'altra non la vogliono mettere al posto di prima, penso che sarà difficile, in quanto loro sempre i responsabili, pensano che noi anziani, perché dopo 45 anni che utilizzavamo quella fermata, siamo diventati quasi tutti anziani, a parte il ricambio generazionale dovuto alla vita. Chiaro, Adesso, signora. non solo gli anziani, ma anche i ragazzini delle medie che andavano ancora con l'autobus, perché dopo si trovano in disagio. Va bene, allora proviamo a girare questa sua richiesta alla Trieste Trasporti. Insomma, non so se è possibile fare qualcosa, ci sarà una motivazione per lo spostamento, no, di questa fermata. Grazie intanto alla signora che ha telefonato per segnalarci. Sì, certo, ma credo, segnalando a Trieste Trasporti, io in alcuni casi l'ho fatto, diciamo direttamente, ho trovato sempre, devo dire la verità, l'ufficio relazioni col pubblico sostanzialmente da Trieste Trasporti, un dialogo, devo dire anche immediato, dopodiché la problematica, o meglio il motivo per il quale questa fermata sia stata spostata non lo conosco, però almeno si può appunto intavolare un discorso con Trieste Trasporti per capire se c'è un certo margine oppure se le motivazioni che lei adesso ha esposto molto, molto chiaramente, direi, possono essere, come dire, motivo per tornare un po' sui propri passi e per riuscire a trovare almeno un compromesso sulla posizione di questa fermata, oppure addirittura arrivare ad un ripristino come viene chiesto, mi sembra. Allora, qui c'è anche la vignetta di Marco Inglaro, un'altra dopo quella del tram che abbiamo già visto, magari la facciamo rivedere. Mategamai pensa a chi se sul serio sta Befana, sospetti go, mia moglie se anni che la me regala solo che calze. È un regalo classico, no? Certo. Non solo per la Befana. Sono arrivate, non so, a Natale, calze? Calze, quest'anno no. Ma quest'anno no, però insomma è un regalo che di solito è molto comune. No? Sì. Mentre prima ci mandava quest'altra vignetta, mi diceva per la fine dell'anno, ma mi sa che neanche per la Befana, e il tram incalza, anche qui la calza insomma della Befana, un bel gioco di parole, no? Tram, a che punto siamo? Voi ogni anno al compleanno del sindaco fate la manifestazione, no? Mi sa che ci saremo anche quest'anno, il 2 febbraio. Che ci sarete anche quest'anno, il 2 febbraio. Si avvicina a grandi passi. Però in realtà insomma vediamo che si sta muovendo in questi giorni. Vediamo che insomma certamente ci sono stati degli sviluppi importanti con questo via libera da parte degli Ansfisa, e oggi sappiamo che la difficoltà è quella di riuscire, o meglio la volontà manifestata da Trieste Trasporti è quella di far ripartire il servizio, non voglio dire completo, che questo mi pare di aver capito che non sarà comunque, ma un servizio che non sia soltanto di un vagone, no? Di una carrozza. E quindi c'è la volontà di ripristinare almeno 2, se ho capito bene, o 3 carrozze, in maniera da poter garantire il servizio, come dire, anche con gli orari
tradizionali. Certo. Questo però mi sembra stia creando un po' di difficoltà, no? Cioè, mi sembra, ho letto, insomma, è stato dichiarato, abbiamo letto appunto varie difficoltà, sia no? sui mezzi, sia per recupero di alcuni componenti che mi sembra non ci sono, sulle patenti di chi dovrà poi guidare il tram. Ricordiamo che tutti i tranvieri sono andati ormai in pensione, quelli che guidavano il tram prima di 8 anni fa, quindi questo crea un po' un problema. Insomma, diciamo che chi inizierà a prestare servizio sul tram sarà da un certo punto di vista alla sua prima esperienza, senza avere purtroppo il background di chi ha fatto questo lavoro per tanti anni. Ecco, questo, nel frattempo, insomma, nella finestra è andato... Nel frattempo le cose sono un po' cambiate, la macchina magari è certamente un po' diversa, i sistemi frenanti un po' diverso, assolutamente, però questo ha creato proprio un buco, diciamo, anche un salto un buco di memoria, diciamo così, ecco, che certamente non aiuta. E anche di passaggio di consegna, sì, no? sì, sì. Non c'è stato, insomma. Siamo tutti che aspettiamo questo tram, certamente abbiamo detto tante volte, il fatto che comunque il servizio si fermerà in piazza Scorcola, cioè in piazza Casali, non in piazza Oberdan, il fatto che sono già stati annunciati i lavori nel corso del 2025 che causeranno dei nuovi blocchi, certamente non aiuta, insomma, è una ripartenza che appunto è tanto auspicata, tanto attesa da tutti, siamo tutti contenti di questo, però le condizioni davvero di questa ripresa non sono ottimali, è stato un cantiere a dir poco travagliato, che nemmeno dopo 8 anni troverà pace, nel senso che sono già stati annunciati dei blocchi al servizio, dei periodi nuovamente di disservizio, quindi diciamo che siamo contenti a metà. Allora, abbandonare l'aula, ci scrive Paolo, non sembra un gesto corretto, votare contro è forse più giusto. Criticava, insomma, questo atteggiamento che ha avuto nell'occasione che raccontava prima l'opposizione. Del Porto Vecchio, sì, per il Porto Vecchio, sì. Bah, questo è stato l'atteggiamento che abbiamo attuato in quella decisione, ma in quella delibera, ma perché il trattamento che è stato riservato all'opposizione è stato davvero scandaloso. Ricordiamo lì i famosi 129 emendamenti che sono stati dichiarati inammissibili dal Presidente del Consiglio Comunale, come dire, in maniera soggettiva, si è preso questa responsabilità. Quando ricordo il regolamento del Consiglio Comunale prevede che un emendamento possa essere dichiarato inammissibile soltanto quando parla di un altro argomento. Ok, faccio un esempio: se io parlo della fermata degli autobus in via Revoltella e la inserisco come emendamento all'interno delle delibere del Porto Vecchio, ecco, quella è un emendamento inammissibile. Quando invece io come consigliere d'opposizione o qualunque altro mio collega d'opposizione propone una modifica all'interno che sta perfettamente nel perimetro della delibera che si sta trattando, allora gli emendamenti sono tutti ammissibili e quelli sì devono venire votati, eventualmente contro, dalla maggioranza in questo caso. Ecco. Quindi la maggioranza, per non stare a discutere, per abbreviare i tempi, ha deciso di attuare questa strategia e questa è stata la nostra risposta, come dire, adeguata ad un'idea, insomma, allucinante di non permettere all'opposizione nemmeno di fare delle proposte. Quindi ci siamo adeguati in questo senso. Dal mio punto di vista la risposta è stata anche forse troppo debole. In altre situazioni, nella maggioranza dei casi, invece, come è stato nell'ultima delibera dell'anno, cioè quella del bilancio del prossimo biennio, certamente siamo rimasti in aula, abbiamo fatto tutte le nostre proposte che sono state quasi, insomma, qualcosina è stato accolto, ma comunque qualcosina, molto poco, insomma, qualcosina abbiamo ottenuto. Siamo rimasti in aula, abbiamo espresso tutte le nostre proposte, nella maggioranza dei casi è stato votato contro, come insomma è un po' consuetudine. Siamo rimasti in aula e appunto abbiamo votato contro il bilancio, quindi l'atteggiamento è sempre stato responsabile e dal mio punto di vista molto, come dire, anche costruttivo, almeno nel tentativo.
Allora, buongiorno, vorrei segnalare, ci scrive Giorgio, che i lavoratori e lavoratrici ormai ex della Tirso in cassa integrazione straordinaria non hanno ancora percepito la retribuzione relativa al mese di novembre. Mi chiedo come sia possibile abbandonare chi ha perso il posto di lavoro. Massima solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici della Tirso, assolutamente. Non sapevamo appunto di questa difficoltà, di questo ritardo nel percepire anche la cassa integrazione, che è importante, vitale, no? Assolutamente in questo momento di difficoltà. Assolutamente, ma su questo abbiamo avuto un'audizione dei sindacati, di tutti i sindacati rispetto alla situazione della Tirso e anche della Flexi in Consiglio Comunale. C'è stato subito solo interessamento da parte di tutti i partiti, anche diciamo che hanno qualche rappresentante a livello parlamentare, a livello quindi nazionale, che si sono attivati per cercare di dare le massime garanzie ai lavoratori, insomma situazioni veramente drammatiche, anche perché ricordo in quell'occasione è stato sottolineato come molti dipendenti fanno parte dello stesso nucleo familiare, cioè marito e moglie. Esatto, e lavorano da tanto tempo. Esatto, esattamente, no? Dipendenti anche storici, eccetera. Quindi situazioni veramente pesanti, ecco. Ma io spero adesso che anche grazie a questa segnalazione, credo che questa segnalazione sia stata fatta anche attraverso altri canali, insomma, però immagino di sì. Anche attraverso questa trasmissione, appunto, comunque pubblica, vista da tante persone, credo ci possa essere l'interessamento di nuovo a livello nazionale per sbloccare questa situazione che è veramente drammatica, molto davvero, grave, infatti. Allora, siamo quasi in conclusione, allora io ringrazio molto Giorgio Sclip per essere stato con noi qui a Sveglia Trieste, lo invito a tornare a trovarci presto. Bene, grazie per l'invito, grazie, buona giornata a tutti e buon anno. Grazie a lei e grazie a tutti voi che ci avete seguito, naturalmente Sveglia Trieste torna domani puntuale alle 7 del mattino, grazie a tutti e buona giornata.